Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Come sempre vi terremo compagnia fino alle 14:30 e alle 12:30 in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera, il punto stampa del governatore Zaia con tutti gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia e sulla campagna vaccinale. Ma apriamo questa prima edizione dei nostri telegiornali andando a Roma, perché dopo la manifestazione con scontri che ci sono stati ieri appunto a Roma, quest'oggi è la giornata della manifestazione autorizzata, invece quest'ultima organizzata dalla FIPE Confcommercio. La manifestazione appunto è iniziata da pochissimo. Ci colleghiamo quindi al telefono con Dania Sartorato, presidente della FIPE di Treviso. Buongiorno Sartorato, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno a voi tutti. Buongiorno, stiamo appunto sentendo l'eco dei discorsi insomma, che si stanno tenendo sul palco. Allora, in quanti siete e come si sta svolgendo questa manifestazione che appunto, lo ricordiamo, rispetto a quella di ieri è stata autorizzata dalle forze dell'ordine, si sta svolgendo insomma nel rispetto di tutte le normative anti-Covid e con moltissime piazze d'Italia in teleconferenza, oltre naturalmente a voi, tutti voi presidenti provinciali che siete appunto presenti fisicamente a Roma. Prego, Sartorato. Sì, confermo tutto, si sta svolgendo tutto in maniera ordinata, puntuale. Siamo in 150, cioè tutti i presidenti delle province d'Italia, più la delegazione dell'imprenditoria giovanile, che sta parlando in questo momento il presidente Matteo di Ferrara e parla per nome di tutti i giovani del mondo della ristorazione under 40. E poi c'è la presidente dell'imprenditoria femminile di FIPE, che ha parlato e ha ricordato che siamo presenti tutte le presidenti donne, tutte, e a loro, anche per loro sono qui per tutti gli imprenditori della provincia di Treviso, ma per le tante donne e per i tanti giovani, che sono le due categorie che hanno sofferto, se mai possibile, ancora più delle altre. Ecco, sì, sicuramente no? Questo è un dato che è emerso un po' da tutti i report, anche compresi quelli della regione del Veneto, ma anche dall'Istat, no? Giovani e ragazzi. Stiamo vedendo invece ora in questo momento le immagini della manifestazione di ieri che non era autorizzata, ci sono state anche degli scontri, ci sono state delle infiltrazioni da parte di esponenti dell'estrema destra. Voi avete voluto proprio prendere nettamente le distanze da quanto accaduto ieri e la vostra manifestazione appunto si sta svolgendo con tutt'altro tenore. Sì, la manifestazione è assolutamente blindata, siamo entrati tutti con un pass di preregistrazione, c'è un posto assegnato per ognuno e ognuno ha la propria cartellina, abbiamo tutti la mascherina di FIPE, la maglia, tutti quanti portiamo lo striscione, vogliamo futuro, vogliamo ripartire in sicurezza, siamo distanziati e stiamo godendo questo momento di collegamento da decine di piazze d'Italia. Abbiamo sentito la piazza di Torino, di Trieste, ma poi Firenze, adesso Genova. Sono tantissime, sono migliaia le persone collegate dalle varie piazze d'Italia ed è un momento davvero emozionante. Io ho avuto i brividi e per un attimo anche di commozione, ve lo dico. Ecco, lo sentiamo nella sua voce. Voi avete deciso quindi di manifestare così tutte quelle che sono le proteste, le difficoltà appunto del settore in questo momento. Che cosa quindi chiedete con questa ennesima manifestazione che avete portato oggi nella capitale? Chiediamo principalmente una data certa per poter ripartire, per poter programmare un minimo il nostro futuro e il futuro delle nostre attività.
quindi una data che sia certa e costante, un'apertura che consenta di fare un minimo di programmazione, cosa che da 14 mesi ad oggi non sappiamo più che cosa sia. Questo e poi un elenco molto lungo di altre richieste, sia a breve che a medio termine, che abbiamo potuto elencare anche nei giorni scorsi, ma ci stiamo ricordando, contratti flessibili, l'introduzione di voucher, aiuti e sostegni per la categoria del catering e banqueting, che è una delle più flagellate tra la ristorazione, ma anche opportunità per organizzare eventi in maniera più snella di quanto sia normalmente possibile. E poi a brevissimo chiediamo sconti sui rifiuti, detassazione dell'IMU per competenze dello Stato, contributi, ovviamente si parla tantissimo di sostegni che sono assolutamente insufficienti. I calcoli appunto della FIPE sono quelli che i ristori abbiano potuto semplicemente coprire le spese per gli interessi passivi bancari della categoria. Questo vi fa solo capire l'entità di quanto è arrivato, a cosa è andato, a che cosa si è potuto servire, perché comunque ci hanno chiuso e i costi hanno continuato a correre come se nulla fosse, perciò la disperazione la si respira proprio e siamo tutti quanti veramente molto stanchi di questa situazione, ma anche convinti di essere vicini ad una soluzione. Ecco, le ipotesi che si stanno raccogliendo in questi minuti sono una possibile probabile apertura, ma questo lo dico sottovoce perché spero di non deludere le aspettative di nessuno, una riapertura anche probabilmente prima della fine di questo mese. E poi invece qualcosa di più certo e di più prolungato a partire dal 2 di maggio. Ecco, è previsto quest'oggi anche un incontro con rappresentanti del governo, oltre a questa assemblea pubblica in piazza, che prego la regia proprio di mandare in onda queste immagini, perché stiamo vedendo il collegamento da tutte le piazze d'Italia, anche con musica, con inni, quindi con dei momenti appunto emozionanti, come lei accennava poco fa. Sì, allora l'attività con il governo non ha mai conosciuto sosta in questi mesi, proprio ve lo dico, è stata un'attività praticamente quotidiana e quindi continuerà anche oggi naturalmente. Sono previsti degli appuntamenti a cominciare dalle 15:30, momento in cui sicuramente la manifestazione sarà finita e avremo smantellato tutto quello che è stato portato qui in questa piazza per l'occasione. E quindi le attività di sindacato stanno continuando in maniera veramente incessante da mesi, ma soprattutto nelle ultime settimane. I risultati sono difficili da ottenere perché è una situazione complicatissima per tutti, questo è evidente, ma il risultato di oggi sottolinea proprio che questa federazione FIPE Confcommercio stia lavorando seriamente come attività di lobby, come è giusto che sia e come è giusto che una federazione faccia. Ecco, e questo sono orgogliosa ed è motivo veramente di soddisfazione aver affrontato questo viaggio oggi pesantissimo. Sono partita questa notte che diluviava su a Treviso, qui invece c'è finalmente un po' di sole ed è una giornata veramente che sta svolgendo proprio tutto, sta andando tutto come da previsioni. Ecco. Io la ringrazio allora, Dania Sartorato, presidente della FIPE di Treviso, la lascio appunto a questa partecipata manifestazione che comunque appunto lo dicevamo si sta svolgendo in maniera estremamente tranquilla nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. Naturalmente poi vi aggiorneremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Grazie Dania Sartorato, buona giornata. Grazie Marta, grazie a voi, buon lavoro. Grazie, un saluto. Allora, vedo che abbiamo già in collegamento la nostra seconda ospite, che è Elena Donazzan, assessore regionale al lavoro e all'istruzione della Regione del Veneto. Buongiorno assessore.
Buongiorno a voi e ai vostri telespettatori. Buongiorno, grazie anche a lei naturalmente per essere qui con noi. Ecco, non so se abbia avuto modo di vedere proprio la manifestazione organizzata dalla FIPE Confcommercio che è in corso a Roma. Questa mattina si stanno appunto confrontando chi in presenza, chi in videocollegamento da tutte le piazze d'Italia, i rappresentanti delle categorie dei pubblici esercizi, ristoratori, baristi, una delle categorie più penalizzate appunto da questa situazione che si protrae ormai da oltre un anno. Una manifestazione insomma autorizzata, quindi ben diversa diciamo da quella che si è svolta ieri, che purtroppo ha visto degli scontri anche con le forze dell'ordine, con delle espressioni insomma di violenza che sono state condannate da più parti. Innanzitutto, Assessore, lei come si rivolge a queste categorie? Guardi, ho ascoltato le parole della persona che avete intervistato e mi ha colpito molto ancora una volta la pacata rassegnazione, direi, perché è 14 mesi, diceva la rappresentante di FIPE, che non lavorano, ci sono realtà che sono completamente chiuse. I ristori, come è stato detto, appena sufficienti nemmeno per pagare gli interessi passivi, quindi di certo nemmeno per la sopravvivenza, perché gli interessi passivi sono ciò che noi dobbiamo alle banche, eppure i governi che si sono succeduti, perché ormai possiamo parlare di Conte 2 e Draghi 1, poco cambia rispetto agli aiuti, ma c'è una questione di fondo. Guardate che queste realtà non lavorano di fatto, alcune da marzo dell'anno scorso, tutto il mondo dell'intrattenimento, da ottobre del 2020 tutto ciò che riguarda la ristorazione, i pubblici esercizi, le palestre, eppure erano stati additati come coloro a cui imputare il tema dei contagi, ma i contagi hanno continuato ad essere, allora forse non erano loro i responsabili. Certamente con le decisioni che poi ciascuno in modo molto responsabile ha fatto all'interno della propria realtà, con i distanziamenti, con il rispetto delle regole, con investimenti importanti per le sanificazioni, io penso che sia stato veramente sbagliato chiuderli. E oggi non possiamo, cioè la rassegnazione che sentivo nelle parole era: ci basta una data certa perché dobbiamo programmare. Io credo che ci siano responsabilità pregresse, perché queste persone non stanno lavorando da troppo tempo, non ci sono gli aiuti e a me, assessore al lavoro, poi il compito di guardare e di sollevare morti e feriti. Che guardi Marta, in questo ambiente, quello della parte diciamo dei rappresentanti oggi in piazza, come ieri, sono questi sconosciuti, cioè mentre quando un'azienda va in crisi, io ho il sindacato, ho i lavoratori tutelati, in qualche modo l'ammortizzatore sociale, l'accompagnamento è doloroso, ma una fabbrica la gestisco con maggiore facilità. Chi perde il lavoro, che è un lavoratore autonomo, che aveva un bar, una pizzeria, i suoi collaboratori familiari, sono silenti, sono silenziosi, non fanno rumore. Eppure oggi che guardiamo le nostre città svuotate ci rendiamo conto che lo sguardo familiare del barista a cui ci riservavamo di andare magari durante la nostra giornata non lo troveremo mai più, forse. Questo è il grave danno delle scelte sbagliate. Ecco, Assessore, proprio poco fa in una trasmissione radiofonica il Presidente della Regione Veneto Zaia ha condannato insomma, le manifestazioni di piazza di ieri organizzate da Io Apro e ha detto appunto: i miei ristoratori, gli esercenti, gli albergatori veneti non vanno in piazza per fare casino, ma per portare la loro istanza, che è disperazione. Quando hanno visto la malparata se ne sono chiamati fuori, insomma la violenza va condannata senza se e senza ma, dice Zaia. Le scene di aggressione alle forze della polizia sono incomprensibili e abbiamo visto poi invece oggi gli stessi rappresentanti dei ristoratori, dei baristi eccetera, che hanno manifestato appunto in tutt'altro modo. Lei che cosa vuol dire a queste persone, Assessore? Ma sempre la violenza va condannata, in assoluto, anche quando è figlia di una disperazione o di una esasperazione, perché sono veramente mesi e mesi, ma la violenza mai, soprattutto mai nei confronti di chi veste una divisa, che è lì
perché ha il dovere di far rispettare le regole, perché è mandata dallo Stato, perché rappresenta lo Stato. E allora diceva Pasolini, quando negli anni del 68, del 77, con delle violenze che l'estrema sinistra caldeggiava, diceva: attenzione, siete tutti figli del proletariato, chi veste la divisa è figlia delle stesse famiglie. Cambiando termini, oggi siamo figli tutti di un'Italia che si sta impoverendo, perché quel poliziotto, quel carabiniere non merita tutto il nostro rispetto e la nostra vicinanza, perché è chiamato a un lavoro difficile. Far rispettare oggi le regole in un momento di grande esasperazione. La violenza non è mai la soluzione. Certo dobbiamo trovare delle soluzioni, perché ad oggi noi stiamo solo dicendo chiudete. L'unica strada è stata quella della chiusura, non mi sembra molto né molto fantasioso né molto intelligente, perché sono le stesse regole che valevano nel 1500. Allora la scienza, che oggi ha avuto delle evoluzioni straordinarie, il diritto, che ha visto far crescere nella espressione delle esigenze della tutela delle persone, la nostra Costituzione, che dice che il lavoro è un diritto ed è sacrosanto, non può essere l'unica soluzione dire a queste persone che hanno rispettato le regole, che hanno chiuso, distanziato, controllato: siete la ragione del contagio, perché poi si dimostra che non è così. Ecco, si parlavano comunque di disperazione di questi esercenti, ed è proprio di ieri il bollettino regionale di Veneto Lavoro, appunto, relativo all'andamento del mercato del lavoro nella nostra regione nel primo trimestre del 2021, e sono dei dati davvero molto significativi, no, Assessore, quelli che emergono. Tra gennaio e marzo si è registrato in Veneto un calo delle assunzioni del 17% rispetto al 2020 e del 31% rispetto al 2019, nonostante fortunatamente un saldo trimestrale positivo. E come era facilmente prevedibile, turismo e commercio sono si confermano, insomma, i settori più colpiti, che del resto sono settori appunto ancora soggetti a pesanti restrizioni. Una sua analisi, Assessore, di questi dati? Allora, intanto diciamo perché il saldo è positivo, Marta, perché il saldo è tra assunzioni e cessazioni, se c'è un più o un meno. E questo più è viziato però da due provvedimenti. Uno è quello del blocco dei licenziamenti. Oggi in Italia da Covid vige il blocco dei licenziamenti, quindi le persone non possono essere licenziate. È un forzato mantenimento dell'occupazione. Dall'altra gli ammortizzatori sociali, che hanno avuto una unica causale, cioè la ragione per cui ci sono queste coperture, che si chiama Covid. Ecco, questi due elementi fanno sì che non ci siano stati, grazie a Dio, dei licenziamenti, ma che non si tratti di vera e piena occupazione. Noi nello studio, che è molto approfondito, che facciamo come assessorato al lavoro, sappiamo anche dirle quanti, per esempio, nell'ambito della occhialeria o nell'ambito della moda, solo per citare quelli di cui abbiamo i tavoli aperti, i tavoli delle crisi, non solo di un'unica azienda, ma di una filiera di produzione, perché accanto al commercio e al turismo, il commercio parla anche di negozi che non hanno venduto la stagione primaverile dello scorso anno, hanno fatto fatica a vendere quest'estate per tutte le regole di distanziamento, sono stati impossibilitati nel fare le vendite di Natale, quelle che tradizionalmente portavano, ed oggi anche per Pasqua le abbiamo chiuse nuovamente. La filiera della moda è una delle filiere che sta soffrendo di più. Ebbene, io so dirle quanti lavoratori sono in cassa integrazione e sono potenzialmente licenziabili nel momento in cui il blocco del licenziamento fosse sollevato. Allora l'analisi, oltre ai numeri che lei ha già dato, è drammatica. È drammatica perché ci fa dire che avremo una massa di potenziali disoccupati, moltissimi inoccupati. Abbiamo un record in questo. L'inoccupato è quella persona che ha perso il lavoro e non lo ricerca più attivamente, non si iscrive al centro per l'impiego. Io invito chi ci ascolta magari a casa oggi a seguire questo telegiornale. Ci sono persone che hanno perso il lavoro e che stanno pensando che non vale più la pena neanche recarsi al centro per l'impiego o ad una delle nostre agenzie accreditate, come ne abbiamo tante, no? In Veneto, accreditate per i servizi e per il lavoro.
andate a cercare lavoro, perché più si sta fuori dal mercato del lavoro più si è penalizzati. E sullo sfondo, ai noi, se non aiutiamo le imprese, non ci saranno ammortizzatori sociali capaci di tenere, perché la cifra che si è spesa oggi di ammortizzatori sociali è una cifra enorme. Non se la potremo permettere più, e quindi noi abbiamo bisogno di aiutare le imprese affinché continuino a credere che attraverso un buon lavoro si possa crescere ancora. Questo è quello che cerchiamo di fare nell'accompagnamento di questi momenti così difficili dalla Regione del Veneto. Ecco, Assessore, proprio un numero, avete quantificato quant'è la platea, diciamo, di questi lavoratori potenzialmente a rischio di licenziamento quando verranno sbloccati appunto i licenziamenti? Guardi, Marta, di alcuni tavoli li abbiamo molto precisi, siamo sulle 10.000, 15.000, solo dei 2 tavoli che le ho citato, unità. Il che significa che dei tavoli che noi seguiamo, che sono almeno 5 stabilmente riconosciuti, e quindi la calzatura, l'occhialeria, il tavolo della moda, la concia e la logistica, noi abbiamo una contezza e i numeri sono veramente significativi. E poi ci sono tutte quelle imprese e tutto quel mondo, il commercio e il turismo in particolare, dove gli sconosciuti, come dicevamo prima, sono la più parte, perché sono lavoro autonomo. Si calcola, la CGIA di Mestre sta facendo delle analisi su questo, che 3 volte tanto siano i lavoratori autonomi che hanno perso il lavoro in questi mesi, dalla pandemia, diciamo dall'inizio della pandemia ad oggi, rispetto ai lavoratori dipendenti. E sono quelli anche che maggiormente sfuggono poi a quelle che sono le classifiche, i censimenti, insomma, che vengono fatti. Le chiedo, Assessore, se ha ancora qualche minuto, perché dalla regia mi chiamano la pubblicità, quindi se può restare con noi, perché volevo farle anche un'altra domanda relativa alla scuola. Pubblicità, allora, a tra pochissimo, grazie. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, siamo in collegamento con l'assessore al lavoro e all'istruzione della Regione del Veneto, Elena Donazzan. Assessore, molto velocemente, prima di chiudere questo collegamento, volevo farle una domanda relativamente alla scuola, in particolare a questo caso che sta sollevando parecchie polemiche nelle ultime ore, quello della studentessa quindicenne che, come denunciato dalla rete degli studenti medi di Verona, è stata costretta a bendarsi dall'insegnante nel corso di un'interrogazione in DAD. L'ufficio scolastico regionale ha anche avviato degli accertamenti in questo senso. Assessore, lei cosa dice su questa situazione? Io sono sempre molto cauta quando sento queste cose, perché vorrei prima sentire l'insegnante. È chiaro che in una DAD, adesso se lei mi sta interrogando, no? Per esempio, siamo in DAD, io ho un'interrogazione, io potrei avere qui il mio iPad messo qua con tutte le risposte, giusto? Anzi, lo metto qui sotto, così lei non si rende neanche conto. Ora, io non so che cosa sia accaduto veramente, voglio essere serena, avere un po' di buonsenso, non pensare sempre alle cose più astruse. Poi quando la rete degli studenti si lancia, ogni tanto si lancia come spirito giovanile, pensando di aver fatto chissà che razza di scoop. Mi aspetto invece che l'insegnante abbia delle ragioni e anche la studentessa magari possa dire la propria. Grazie, allora io la ringrazio, Assessore, grazie per essere stata con noi e buon lavoro naturalmente a Elena Grazie a lei, grazie a voi, buona giornata. Buona giornata, saluti, grazie. Allora noi ora torniamo anzi sulla vicenda dell'ex allieva pilota dell'aeronautica, la 22enne di Mira, Giulia Schiff. Dopo l'intervista della giovane alcune settimane fa a Ring, ieri sera in esclusiva è arrivata la replica dell'aeronautica. Sentiamo quindi un estratto della trasmissione di ieri sera con l'intervista di Ferdinando Avarino al generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'aeronautica, e a Antonella, la mamma di uno dei piloti. Sentiamo. Io sono stato reso oggetto da capo di Stato Maggiore in carica dello stesso rito, non così violento naturalmente, né avrebbero potuto permetterselo evidentemente, però quando proprio a un anno dal congelamento ho voluto
fare l'abilitazione sul nuovo caccia, c'era tutto il gruppo di volo che mi attendeva al parcheggio al mio ritorno dal primo volo da solo, e c'era il tenente più giovane con il seggio in mano. Naturalmente non osavano fare una mossa perché vabbè, era il comandante. Però al mio cenno è partita la secchiata, no? Ora questo vuol dire, questo intanto non è una tradizione, ma chiamiamolo un rito, chiamiamolo una consuetudine, insomma, consolidata, che ha diverse declinazioni a seconda diciamo del reparto, a seconda del tipo di velivolo sul quale si vola, quindi evidentemente ci sono delle mutazioni. È chiaro che la scuola di volo è per eccellenza il posto dove il rito ha radici più profonde, perché il primo volo in assoluto si compie proprio su quell'aeroporto, sull'aeroporto di Latina, e non escludo che ci possano essere delle varianti nel tempo che in questo momento non saprei precisare, ma poi se si sia ecceduto ci sarà un giudice che lo stabilirà. Io ho visto quel filmato e le sembra violento? Guardi, è stata fatta la cortesia nei miei confronti di farmi vedere altri filmati che poi naturalmente chiunque potrà vedere, mi auguro i magistrati in primis, dove Giulia Schiff esercita è proprio questo, diciamo, gli stessi comportamenti nei confronti dei suoi colleghi, quindi mi sembra insomma quantomeno paradossale che cerchi di stroncare la carriera di 8 colleghi ai quali lei stessa aveva fatto le stesse identiche cose. Signora Antonella, mi vuole dire lo stato d'animo di suo figlio? E lei da mamma? Ricordo, è mamma di uno degli 8 imputati. Lo stato d'animo di mio figlio non è dei migliori. Però allora lui sta andando avanti tutti i ragazzi, anzi mi voglio congratulare con loro perché recentemente sono tutti quanti diventati piloti dell'aeronautica, quindi hanno conseguito quella famosa Aquila Turrida, e per noi è stato un grandissimo passo in avanti, perché portare questo peso sulle spalle, come ho già detto in precedenza, non è una cosa molto semplice per questi giovani ragazzi, perché comunque hanno più o meno l'età della Giulia, quindi voglio dire, sono quasi coetanei. Ecco, allora siamo ancora in attesa di collegarci con la sede della Protezione Civile a Marghera, dove tra pochissimo il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, fornirà il quotidiano bollettino sull'andamento dei contagi e le ultime notizie per quanto riguarda la campagna di vaccinazione che sappiamo è fortemente condizionata dalla carenza di dosi, tant'è che nella giornata di oggi ci sono stati proprio degli stop anche alle vaccinazioni, come per esempio in provincia di Treviso, dove tutti gli hub vaccinali sono chiusi appunto in attesa dell'arrivo previsto per oggi di nuove dosi di AstraZeneca e di Pfizer, che dovrebbero far ripartire le vaccinazioni a partire appunto dalla giornata di domani, mercoledì, anche se come ha spiegato il direttore generale dell'ULSS Francesco Benazzi, si partirà comunque con una media di 5.000 massimo vaccinazioni al giorno, quindi circa il 50% di quella che è l'effettiva potenzialità, capacità insomma del sistema di vaccinare le persone. Abbiamo intanto anche una notizia di cronaca di questa mattina che ci arriva dal Veneziano e riguarda il sequestro di 83 tonnellate al porto di Venezia di rifiuti. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia hanno sequestrato appunto nel porto 83 tonnellate di rifiuti di vario genere con destinazione India e Pakistan. L'operazione è stata condotta insieme al nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Padova e con il supporto del Dipartimento provinciale di Venezia controlli ambientali. I rifiuti plastici e di carta e cartone sono stati ritrovati all'interno di 3 container. Le attività investigative erano iniziate dopo un controllo effettuato in provincia di Padova dai carabinieri, che ha comportato il sequestro di alcune decine di tonnellate di rifiuti plastici costituiti da scarti di lavorazione di bobine di film plastico. Sono stati poi individuati alcuni
alcuni container contenenti merci non corrispondenti alla documentazione doganale presentata dall'esportatore. Si tratta quindi sostanzialmente di imballi di residui di lavorazioni derivanti da industrie della carta e della plastica, provenienti in parte anche da altri paesi europei e gestiti in violazione delle disposizioni europee e della normativa nazionale relativa al recupero e al riciclo. Le due ditte proprietarie della merce, secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di due ditte trevigiane, sono state denunciate per il reato di gestione illecita di rifiuti, mentre la ditta esportatrice è stata segnalata per i reati di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ed esportazione illecita di rifiuti. Naturalmente poi su questa notizia torneremo nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali con ulteriori dettagli ed interviste. E c'è anche un'altra notizia proprio di questa mattina, di questi minuti, che sta suscitando parecchie reazioni in tutta la regione, riguarda l'apertura annunciata da Amazon di 3 nuovi depositi di smistamento appunto nella nostra regione, nel Veneto, uno a Vicenza, uno a Treviso e un altro a Riese Pio X, sempre in provincia di Treviso, operativi a partire dal prossimo autunno a servizio dei clienti residenti appunto in queste due province. Nei 3 depositi Amazon creerà oltre 60 posti di lavoro a tempo indeterminato. Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna, continuando così a investire nella sua rete logistica, fa sapere appunto l'azienda, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo la crescente domanda dei clienti. È previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 180 autisti a tempo indeterminato. In Veneto il colosso dell'e-commerce ha già creato oltre 550 posti di lavoro a tempo indeterminato, fa sapere appunto Amazon, grazie alla presenza di un centro di distribuzione situato tra i comuni di Castel Guglielmo e San Bellino in provincia di Rovigo e 2 depositi di smistamento, uno a Verona e uno a Vigonza in provincia di Padova appunto. Allora vedo dal monitor che non è ancora arrivato il presidente della regione Zaia, per cui abbiamo il tempo di vedere alcuni servizi. Cominciamo da quello relativo alla studentessa bendata appunto a Verona. Ne abbiamo parlato poco fa con l'assessore Donazzan. Sentiamo esattamente che cosa è successo. L'ufficio scolastico regionale del Veneto ha avviato accertamenti nel liceo Carlo Montanari di Verona, dove un'allieva di 15 anni sarebbe stata indotta dalla professoressa di tedesco a bendarsi con una sciarpa mentre era collegata a distanza in DAD per evitare che potesse copiare durante un'interrogazione. Questa è l'immagine raccolta dagli screenshot dei compagni di classe. La notizia era stata denunciata dalla rete degli studenti medi nemmeno una settimana fa. Sappiamo che si stanno svolgendo degli accertamenti, ma noi non abbiamo dubbi sulla veridicità di questa storia. Ci sono infatti le prove, in particolare le foto di questa ragazza durante l'interrogazione ed è quindi necessario adesso agire sul serio se vogliamo evitare che episodi del genere riaccadano di nuovo in futuro. Che all'interno di un sistema scolastico come il nostro questi comportamenti e queste azioni devono essere denunciate, perché intollerabili. La direttrice scolastica Carmela Palumbo ha contattato il dirigente che ha sentito i ragazzi e i docenti per ricostruire l'accaduto, ma non è escluso che verranno presi provvedimenti. Il caso veronese ha già suscitato molta indignazione anche in ambienti governativi. La sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia parla di un gesto inopportuno e manda un abbraccio ideale alla studentessa. Più cauto il collega all'istruzione Rossano Sasso, un caso isolato ma va approfondito. Per il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Frattoianni si è trattato di un fatto grave, un fatto che attende di essere verificato certo, ma che fa emergere luci e ombre della DAD, che rende il rapporto tra insegnante e alunno ancora più difficile, soprattutto nella fase dell'interrogazione. Per il segretario dell'Unione degli Studenti il tema è più ampio. È necessario, ha detto Luca Redolfi, superare l'idea di valutazione. La scuola serve solamente a dare voti? Noi crediamo di no.
Ecco, evidentemente è in ritardo la conferenza stampa del governatore Zaia, quindi c'è tempo ancora per parlare del maltempo che in queste ore ha investito anche la nostra regione, in particolare tra ieri sera e questa notte ci sono state abbondanti precipitazioni che hanno colpito in maniera particolare l'area pedemontana, soprattutto della provincia di Treviso, dove vengono segnalati insomma quantitativi di precipitazioni molto abbondanti, in modo particolare nell'area di Follina, anche se fortunatamente non si registrano particolari criticità. È da segnalare anche la neve che tra ieri sera e questa mattina ha imbiancato gran parte della montagna veneta, fin anche a quote basse, dall'altopiano di Asiago all'area pedemontana. E c'è un report proprio di questa mattina dell'ARPAV, l'Agenzia regionale per l'ambiente. Nuovi record di temperature massime e minime caratterizzano il difficile inizio della primavera in Veneto, con escursioni termiche che hanno causato danni e difficoltà in particolare alle colture. Ecco, vedo che è arrivato ora il presidente della regione, andiamo quindi a Marghera. Purtroppo oggi avevamo un bel po' di cose. C'è ovviamente l'assessore Lanzarin e il dottor Mongillo che vi parlerà delle categorie vaccinali, del famoso altro, no? Come si dice, di quello che magari risulta sulle tabelle incompatibili, quindi vi dà una spiegazione al dottor Mongillo, che è della direzione della prevenzione. E dall'altro poi vi darà anche un aggiornamento sugli arrivi dei vaccini e un po' la macchina vaccinale come è impostata, visto e considerato che abbiamo anche in trasporto un po' di dosi che dovrebbero arrivare o sono arrivate già stamattina verso le 11 e mezzo. Domani dovrebbero arrivare i Pfizer, ma comunque dopo vi dà tutto la spiegazione. E poi l'assessore Lanzarin aveva... Sì, sulle telefonate del call center che dicevamo ieri. Facciamo veloci. Intanto volevo dirvi che ho incontrato i rappresentanti di APE, stiamo parlando della FIPE di Padova, e giustamente portano la tragedia di un settore che è quello della ristorazione, che è quello ovviamente di un comparto che è stato massacrato come non mai da questa vicenda del Covid. Al Covid si sono aggiunte poi i continui saliscendi di normative di apri, chiudi, mezzogiorno, sera, sì, no, tavoli distanti, non distanti. Vi ricordo che con loro abbiamo fatto tutta la partita delle linee guida all'inizio, no? Quando si è trattato di riaprire dopo il lockdown di marzo 2020, con loro si affrontò anche questo. Allora, sono aziende che hanno adottato per prime le linee guida. Sono aziende che comunque l'idea della sanità ce l'hanno nelle vene, perché comunque mescita di alimenti e bevande, cioè non è che sono avulsi dal fatto di conoscere un HACCP o conoscere le regole della sanificazione. Detto questo, io penso che loro devono essere aiutati a due livelli. Il primo, che è quello di riconoscere la devastazione finanziaria ed economica che hanno avuto. Quindi sul fronte degli aiuti oggettivamente non hanno avuto quello che sarebbe stato bene dare a loro, ma anche perché nella prima fase si è dispersa molta risorsa dando a pioggia a tutti, e questo forse col senno di poi forse il governo di allora doveva cambiare registro. Dall'altro noi dobbiamo puntare al tema delle riaperture con gradualità e con buon senso. Però, come vi dicevo anche ieri, è fondamentale che si pensi al fatto che noi adesso una fase di convivenza col virus la dobbiamo iniziare. E la dottoressa Russo e l'assessore Lanzarin, che stanno seguendo la vicenda delle linee guida per la riapertura, in settimana chiuderanno ovviamente questa partita, e io spero che il governo prenda atto e si esprima rispetto alla possibilità, si esprima attraverso il comitato tecnico scientifico, le realtà più autorevoli che ha, ma si esprima. APE di Padova, ringrazio coloro che sono venuti e saluto anche il loro presidente Adaimo, con il quale abbiamo sempre rapporti con questa associazione e quindi con la FIPE. Dico che APE di Padova chiede anche
un'attenzione ai sindaci, io la condivido, so che i sindaci sono sensibili a questi appelli, conosco il loro buon cuore e penso che la possibilità di valutare che una graduale riapertura non può prescindere dagli spazi all'aria aperta, ad esempio, e penso che ad esempio un piccolo sforzetto anche da parte delle amministrazioni comunali, so che i bilanci sono tirati, so quali sono le difficoltà, ma anche dare una mano sul fronte sia burocratico, di agevolare, di permettere che vengano un po', come si può dire, occupati un po' di più gli spazi all'aperto, per poi tornare ognuno alle proprie dimensioni, per poi tornare ognuno alla normalità. Ma in questa fase di transizione qualche metro quadrato in più, qualche burocrazia in meno, eccetera, so che i sindaci sono sensibili, faccio appelli ai sindaci del Veneto di dare una mano a questi ristoratori. Guardate, i ristoratori non rappresentano solo una dimensione economica, perché allora potremmo anche derubricare questa partita in una partita quanto costa, dimmi quanto costa, vediamo dove possiamo arrivare, ma rappresentano una dimensione identitaria, storica e culturale della nostra terra, perché pensate che dietro a questo movimento, a queste attività produttive, passa tutto quello che è l'identità di un territorio. Pensate alle identità produttive, le tradizioni, la cultura di un territorio, la promozione turistica. Loro hanno ragione quando dicono che devono essere compresi nel comparto turistico. Come si fa a fare promozione turistica di un territorio se non ci fossero i ristoranti? E mi fermo qua, quindi noi abbiamo dato disponibilità anche a incontrarli anche per un tavolo tecnico, per vedere se c'è qualche norma, qualcosa che possiamo fare per dare una mano a loro, ma lo facciamo volentieri e li ho anche incontrati volentieri. E bollettino velocemente, dopo io vi lascio con il dottor Mongillo e l'assessore. Tamponi molecolari sono 4.700.000, 4.747.307 e test rapidi 4.054.960, 8.802.000, abbiamo passato gli 8.800.000. I positivi nelle ultime 24 ore sono 883, uso due cartelli su due mani così faccio più veloce, sono praticamente il 2,47%, abbiamo fatto 35.791 tamponi. I positivi dall'inizio siamo quasi a 400.000, qua fra l'altro riceviamo complimenti per lui, sì, mi hanno detto che è molto comprensibile, siccome l'hanno detto qualche volta chiamano anche che non capiscono, però insomma è bene riconoscere che c'hanno proprio per il Signore. E positivi di oggi 30.559, vedete che sta scendendo, no? Abbiamo perso quasi 10.000 persone perché abbiamo pochi ingressi e tante negativizzazioni, che questo è uno dei segnali, se Dio vuole, dell'inizio del calo. Tanto è vero che dove andiamo? Stiamo pian piano scendendo, io spero che domani di darvi la buona notizia che siamo sotto il massimo di marzo. Erano 2.068 a marzo, oggi siamo 2.076, ci mancano ancora 8 pazienti e siamo sotto. Quanti sono usciti dalla terapia dall'area non critica? 30. E quanti sono usciti dalle terapie intensive? 16. Quindi due dati buoni, sperando che si confermino, ragazzi. Conferenza stampa fermo tutti i giorni perché ogni giorno ha la sua pena. Però, insomma, era un pezzo che non si tiravano più su due cartelli così, Giocatevi la lotteria da qualche parte, basta i numeri. Se volete giocarvi sono 30 e 16. Magari qualcuno anche vince. Allora vi faccio vedere. Mi non gioco però, insomma, sa mai. Che non siano ludopatiche queste robe, Poi mi accusa che incentiva la ludopatia. Meno 274 sono i pazienti in area ovviamente non critica,
Federico ha fatto la somma senza risultato. Totale dei morti è purtroppo quasi 11.000, sono 10.994 più 42. I dimessi sono 19.129. 559, grazie. Potevo farlo a mente, ma ho evitato. Allora, sono 4-5 giorni che la curva sta ovviamente calando, soprattutto la si vede bene nella curva regionale. Allora c'è già, come diciamo noi, c'è l'uncino, no? che piega verso giù. Si vede sulle terapie intensive. Allora onestamente, se la curva delle terapie intensive avesse un cambio di direzione nei prossimi giorni, sarebbe una novità, perché creerebbe un dente veramente importante, perché ormai si vede bene il calo. Nelle curve fino ad ora non c'è mai capitato un calo così per poi ripartire. Può capitare, non è finita. Avete visto che anche nelle ultime 24 ore, se vi interessa, sono entrate 74 persone in ospedale, quindi il virus c'è, però è bene dire che insomma la situazione è una situazione che sembra abbia preso una buona piega. Ci fa piacere sperare per due motivi. È successo? Per due motivi. Il primo, perché comunque quando parliamo di buona piega sotto profilo sanitario significa meno cittadini che si ammalano, meno cittadini che possono perdere la vita, meno stress per i nostri sanitari. Dall'altro significa che affrontiamo il tema delle possibili riaperture con dei dati che possono essere comunque portati a contributo, fermo restando che in giro per l'Italia non è proprio tutta così. E quindi immagino che anche il legislatore nazionale e chi dovrà fare delle scelte, se le deve fare per tutti, il freno a mano sarà tirato un po' di più. Se deve fare più differenziate, allora cominciamo. Io condivido anch'io che i vaccini possano essere una condizione sine qua non, cioè il livello di vaccinazione, ma valutata da un punto di vista quantitativo e qualitativo. Fare un anziano al centro vaccini ci metto 3 minuti, farlo a casa sua, ne abbiamo 100.000 per gli over 80, ci metto un bel po' di tempo, devo raggiungere a casa da fare la vaccinazione, eccetera. Vi annuncio che se non ci sono forze contrarie della natura, noi questa settimana chiudiamo gli over 80. La riunione di stamattina è stata utile, guardate, abbiamo delle realtà che penso che chiudano nelle prossime 24 ore, sperando di chiuderla definitivamente anche con gli allettati a casa, sono 100.000. Potrà, sì, alcuni sono già fatti, ne abbiamo 56.000 in totale ancora da fare, oltre ottantenni, tra i quali ci sono dentro ovviamente anche degli allettati, perché considerate che nel target ultra 80 100.000 erano gli allettati, oggi se ne restano, guarda, questo dato qua mi serve, 300 e? Sono 358 540, 358 540 è il numero degli ultra ottantenni, sì, tutti, dei quali 100.000 a letto, cioè letto a domicilio, non deambulanti, in autonomia, e dei 358.540 ce ne restano oggi, stamattina, quindi stasera saranno di meno, 56.000, 115. Quindi abbiamo scelto di spingere, tirare e chiuderla per domenica. Domani mattina alle ore 11 tutti i direttori generali delle ULSS faranno una conferenza stampa, ognuno a casa propria, e annunceranno le scelte che avranno adottato per chiudere tutti gli oltreottantenni, che potranno essere da accessi rapidi il fine settimana, non è escluso che più di qualcuno li farà, accessi diretti per chiamate, diciamo, dando informazioni nei prossimi giorni, dire guardate, venite lì in quel posto, evito di fare esempi che poi non vengano interpretati male, cioè anzi che vengano presi per buoni, perché potrete entrare senza. Questo ci permetterà di chiudere gli ultra ottantenni e di continuare a aggredire l'altro target, che è gli ultra settantenni, cioè dei 70 ai 79, che sono 495.000, se non ricordo male,
494 443, ne mancano 293 370, che sono quanto in percentuale? Il 50% ormai più o meno ne abbiamo fatto. Mancano il 57%. Quindi capite che quando io vi dico che prima dell'estate chiudiamo con i sessantenni, scusi Presidente, questi ultimi... vi diamo due dati, ve li scriviamo. Sì. Volete che vi ripetiamo? Sì. Li ripetiamo. Guardate, gli ultra settantenni sono in totale 494.443. Comprendono anche gli over 80? No, 70-79, scusami. Io gli chiamo ultra 70 perché immagino che gli altri li ho già fatti. Scusatemi. Allora, 70-79 sono 494-443. Ne mancano ancora 293-370, quindi sì, il 57% è. E questi dalla prossima settimana ci dedicheremo anima e corpo anche a loro, ovviamente sempre con i fragili, i vulnerabili, eccetera. Però capite che stiamo spingendo forte. Se abbiamo vaccini, noi sta roba qua la chiudiamo velocemente. Cioè, guardate che se avessimo i vaccini noi per metà maggio li sistemiamo tutti, cioè gli ultra 60. Ma quando, scusi Presidente, scusa, ma visto che è il tema, buongiorno. Sì. Quando dice chiudiamo il numero 80, prima vaccinazione o anche prima? Una gran parte anche con la seconda, e il primo giro con la prima e poi... Il primo giro solo sì, ma molti sono già al secondo giro. Sì. Perché se poi qualcuno ha fatto la strada veramente si va... Dopo appunto si vedrà, però sapete che come campagna vaccinale si calcola sempre la prima dose, perché quella ti permette di agganciarli già per la seconda ed è chiusa, cioè è un problema che non hai più perché li metti in programma e via. 41% ha già fatto tutte e due le dosi, fra l'altro, over 80. Quindi capite che noi siamo performanti, e ringrazio anche tutti i nostri direttori generali e tutto il personale della sanità e tutti i personali, insomma tutto il personale che ci lavora, i volontari, perché insomma i centri vaccinali del Veneto oggi sono sotto i riflettori a livello nazionale. Anche oggi abbiamo 2 televisioni nazionali che hanno chiesto di filmare i nostri centri vaccinali e ne viene fuori una qualità insomma che è evidente. Quindi ve lo dico con orgoglio che il primo obiettivo insomma l'abbiamo raggiunto, cioè questo fine settimana chiudiamo, domani avrete da ogni singola ULSS, lo ridico, scusatemi per chi ci ascolta, da ogni singola ULSS avremo l'informazione alle ore 11 domani mattina di come gestirà questo ultimo miglio per gli over 80, e domani vi informeremo in conferenza stampa rispetto agli accompagnatori, perché stiamo stilando una circolare che vogliamo consegnarvi in maniera tale che non ci sia più confusione che un po' si è creata anche nell'emergenza, ma ci ha permesso di vaccinare un sacco di persone. E quindi accompagnatori per gli over 70 o per le categorie vaccinali diciamo non fragili e non vulnerabili, è quello che è, e poi invece quelli per i disabili e i vulnerabili che avranno un'altra specifica. Io passerei la parola a voi. Ecco, cominciamo il giro. Se qualcuno vuol partire, Filippo Tosato, prego. Presidente, per quanto riguarda, cioè, è una dichiarazione la sua piuttosto ottimista, anche importante, perché insomma si parla degli over 80, le persone più esposte al pericolo di vita. Ma alla luce delle segnalazioni che arrivano, delle difficoltà di prenotarsi, delle proteste, delle lettere, siamo certi che non siano rimasti indietro delle persone, nel senso che su centinaia di migliaia di soggetti so che ci sono persone insomma, che tuttora non riescono a prenotarsi per varie ragioni. Allora, tra gli over 80 noi intanto abbiamo già vaccinato una prima dose l'82%, ne mancano 56.000 abbiamo detto, no? Potrei dirvi che al giro di tavolo di stamattina dei direttori ne viene fuori che in molti casi ci sono persone che non rispondono, ad esempio c'è, che so, Padova ha fatto raccolta, sta tentando anche un raccolto telefonico, si stanno coinvolgendo i sindaci, Vicenza sta facendo delle sessioni i prossimi 3 giorni, Frado Vicenza sarà la prima a chiudere, ve lo dico, chiuderà il 15,
chiude gli over 80 il 15 la prima. Stamattina gli mancava ancora il 7% da vaccinare. Però tutti dicono che c'è un fondo del barile che non si riesce a raggiungere. C'è un target di un tot di popolazione che non risponde, ad esempio abbiamo un target che abbiamo capito perché non risponde, perché sono gli AIRE, cioè coloro che sono all'estero ma sono nelle nostre anagrafi, e quindi noi li continuiamo a contattare, e questo è ad esempio la provincia di Belluno, mi dice la dottoressa Carraro, stamattina lo diceva, noi abbiamo un contingente di cittadini che non rispondono, ovvio perché magari sono gelatieri che sono all'estero, over 80, se non sono molti che magari lavorano ancora o sono fuori perché hanno famiglie fuori. C'è poi chi non lo vuole fare e non risponde, cioè c'è anche tra gli over 80, tra gli anziani, chi liberamente sceglie di non vaccinarsi. Sono pochissimi, però ci sono. Poi ci sono quelli che noi definiamo irraggiungibili, nel senso che lettera mandata piuttosto che telefonate, avvisi dei sindaci. Allora abbiamo deciso, domani mattina facciamo un altro avviso ai naviganti, lo facciamo a 360 gradi, stabilendo anche degli accessi diretti, e poi capite che oltre a quello non riusciamo ad andare se poi qualcuno si presenta. Avete presente quando arriva il reduce nei film della guerra che arriva dopo anni, cioè non è che uno gli sbatte la porta in faccia e dice beh, finalmente è sempre aperta la corsia per un ultra ottantenne che si è perso per strada, però immaginare che riusciamo ad arrivare all'ultimo cittadino che non si fa trovare è difficile. Se poi c'è qualcuno che in questo momento dice io non sono stato contattato, probabile, perché ne mancano ancora 56.000, le dividete per 10 sono circa più o meno 5.000 a ULS, quindi è ragionevole che avendo però ad esempio ne abbiamo molti di programmati da settimane nelle vaccinazioni che hanno già l'appuntamento. Cito un esempio per non sbagliarsi, la provincia di Venezia, il dottor Contatto a Venezia, lui dice guardate io ce li ho già quegli appuntamenti fissati, perché ad esempio Contatto è uno di quelli che dice abbiamo mandato lettere, chiamiamo, abbiamo interpellato anche i sindaci, alcuni non riusciamo a intercettarli. Dopo in questo frangente c'è anche, stiamo spingendo sul tema dei non deambulanti andando in casa, quindi ringrazio i medici di base che assieme alle USCA, ma in particolar modo i medici di base, vadano ai loro pazienti a fare l'inoculazione. Se arriva Johnson & Johnson venerdì, il 16 scusate, e si può utilizzare, capite che nel domiciliare ci va una volta sola a quel punto, per fare un'iniezione e si chiude lì la partita. Però insomma stiamo performando bene. Se vi interessa il dato, in questo momento mentre vi sto parlando abbiamo inoculato 1.200.000 dosi, proprio in questo momento. Questa mattina erano 1.194.000, 6.000 abbiamo già fatte in questo momento, dai. Ecco, siamo sostanzialmente quasi fermi un po' dappertutto, a dire la verità. Perché? Perché abbiamo Treviso che oggi è praticamente fermo, e abbiamo Venezia che ha problemi, cioè mancano i vaccini, quindi facciamo seconde dosi, poca roba, quelle che vanno in scadenza, che per il richiamo, ma ci mancano i vaccini. Ma quindi, scusate, dico Presidente, quindi le 87.000 dosi che ieri erano in magazzino sono già finite? No, questa mattina avevano 77.000, ma sono seconde dosi, considera 71.000 stamattina. Sì, però di Pfizer giustamente dice solo sono 9.002, c'è niente. Considera che questo contingente di magazzino viene tenuto per garantirsi i richiami in caso di slittamenti delle forze, ecco il famoso 20% lì, quella quota là. Ok. Su Moderna mi dice teniamo tanta scorta perché non c'è certezza, per cui considerate che li abbiamo finiti, tanto è vero che tutti sono programmati per l'arrivo del Pfizer di domani mattina, che sono 126.000 dosi se non ricordo male, dopo il dottore vi dice tutto, che scongeliamo velocemente. Arriva congelato o scongelato? Arriva congelato. Arriva congelato, quindi dobbiamo riscaldarlo e poi si parte. Guardate, non avrei mai pensato a una roba del genere. Per quanto riguarda AstraZeneca, no? Sì. Lei ieri ha detto non pensate di venire qui a mercanteggiare, io voglio questo, non voglio quell'altro, ma insomma se ci sono delle persone che hanno bisogno di vaccino ma non
non si sentono di fare AstraZeneca, temono il sentimento non è previsto nell'anamnesi. Valutano i medici. Ma scusate, io non voglio fare il sapientino, vi dico che i medici sono lì perché fanno l'anamnesi, parleranno col paziente, se valuteranno e dopodiché stabiliscono loro, non siamo noi a dire quali sono i vaccini che bisogna fare. Cioè, a tutti noi piacerebbe scegliersi il vaccino, no? Cosa sta computando? No, sto computando che vedo che c'è un numero di Roma che 7 volte mi chiama. Risponda, non si faccia. Magari Figliuolo che non ci arrivi milioni di dosi. Che non risponda in diretta. Che non arriva. Ma però ti ho risposto. Una buona notizia. Ti ho risposto comunque. Ah sì, perché non stava mica computando con le orecchie, però. Vabbè, su multitasking. No, scusami, prego. L'ultima cosa che riguarda invece le fragilità. Io, come dire, vorrei raccomandare, perché ricevo segnali in continuazione, mail eccetera, un'attenzione particolare alle fragilità che non riescono, mi si dice ancora in molti casi, a prenotare, ma soprattutto non è ancora stato sciolto questo dubbio di fondo, chi debba segnalare a chi la necessità di una vaccinazione, cioè una persona che ha delle fragilità, ha bisogno del vaccino, non si capisce ancora del tutto o non viene messo in pratica se il medico curante che deve avvertire l'ULSS, se è la struttura che fa terapia, se è lo stesso paziente, ecco, questo è... Dopo risponde l'assessore Filippo, grazie. Se lo segna l'assessore, prego. Io ho iscritta la collega Moscati. Sì, buongiorno Presidente. Aveva risolto anche il problema di ieri. Perfetto. Ogni giorno un problema, Moscati. No, ma siamo qua per questo, cioè almeno... Pensa, porta problemi, non porta... Allora, come ho già scritto, ambasciatore non porta pena, però non è che noi sposiamo i problemi, li porgiamo e infatti sono contenta che siano stati risolti. Mi preme dire che se non era scritto appunto il nome del vaccino è perché viene scritto a posteriori dopo la seconda dose. Comunque abbiamo deciso questa mattina di scriverlo anche con la prima dose. Perfetto, infatti quindi di dare un certificato dopo fermi tutti, partiranno a circolare, ci metteranno qualche giorno per uniformare, prima dose, esci con l'appuntamento giusto e scritto, lei è stato somministrato il lotto tot del vaccino, quello che è. Questo anche per evitare che se ci fosse, perché i nostri com'è che ragionano? Il dottor Mongillo giustamente dice, noi abbiamo i lotti, i nomi di tutti. Ho capito, ma se domani mattina su in TV esce che il lotto numero di ha un problema, che ti prendi il 5G se hai fatto quel vaccino, finisce che tutti dicono, ma io che lotto ho fatto? Perché sono ancora alla prima dose. È bene che diamo il lotto subito in modo tale che tutti sono tranquilli. Vedi allora che servono le segnalazioni per risolvere le cose. Una ogni tanto. Anche ogni giorno volendo ci mettiamo d'impegno. Allora, in effetti il problema è di queste persone, adesso arrivano segnalazioni appunto di persone che non riescono a prenotare pur avendo delle patologie perché queste non risultano e fanno fatica anche se sono over 70. C'è un attimo di problema, ma appunto per questo volevo suggerire ancora che tanti dicono, visto il successo che ha avuto la chiamata diretta che lei appunto prima ricordava, molte persone si augurano che sia ripetuto questo tipo di svolgimento perché quello ha avuto veramente un ordine e perfetto, perché è difficile trovare le persone, anche perché qualcuna, soprattutto gli over 80, io porto dei casi che mi sono stati detti, e in quel momento che c'è la chiamata al vaccino magari sta male, cioè magari non per il Covid, ma essendo anziano può avere delle patologie. Dopo come fa a rimettersi in corsa? Era questo per dare un'altra chance proprio a quelli che non hanno. Grazie. Dopo le risponde l'assessore. Per quanto riguarda la chiamata diretta c'è due elementi: la capacità vaccinale che noi abbiamo, i nostri operatori sono eccezionali, 2 i vaccini. Se non abbiamo vaccini da magazzino è troppo rischioso fare una chiamata diretta perché non sai quanti te ne arrivano, che vaccini dovrai somministrare, perché in anamnesi potrebbe essere che c'è la giornata che ti
devi somministrare tanto Pfizer o tanta Moderna o AstraZeneca, e quindi finché non c'è un magazzino forte non riusciamo ad affrontarlo. Però per gli ultra ottantenni in fase da ultimo miglio vedrete che domani molte ULSS faranno chiamata diretta. Prego. Buongiorno. Mi spiace contraddirla, ma sul discorso del certificato, non la vedo. Il discorso del certificato, quando una persona va al centro vaccinale o ovunque, già alcune settimane fa l'avevamo sollevato questo tema, e cioè che uscivano solo con un foglietto o neanche quello, e lei aveva detto faremo il certificato. Non è stato fatto? No, è stato fatto il certificato, però ancora ad esempio nella veneziana non si fa. Cioè va uniformato. Perfetto, le persone che sono uscite dalla prima seduta senza nulla in mano ce l'avranno nella seconda. D'accordo, ma possono stare tranquille? Sì. Nella serie, mi hanno fatto un Pfizer o un Moderna, sarà rifatto Pfizer o Moderna? Non assolutamente sì. Perché immagino siano registrate. Tutte. Benissimo. Anche noi abbiamo l'anagrafe vaccinale, per cui è obbligatorio registrarle. Noi dobbiamo scaricare il vaccino. Ok. Allora, le domande sulla fragilità le riserviamo all'assessore. Grazie. Mentre invece le risegnalo, immagino, lo diceva già ieri, che le centoline sono tantissime ma le chiamate sono ancora di più. Ci sono seri problemi con la linea verde, nel senso che o non si prende o si prende e non riescono ad avere risposte, perché poi c'è anche il tema di preparare gli operatori che devono rispondere al telefono. Avete in mente di potenziare? Dopo l'assessore intanto vi dà un bilancio di quante telefonate al giorno, media della durata delle telefonate. Sì, però Presidente, al di là della durata delle chiamate o del numero delle chiamate, il punto vero è se rispondono e se danno risposte esaustive? Queste sono le risposte. Bisognerebbe avere anche un caso e allora andiamo a verificarlo, c'è una registrazione e vediamo che risposta non ha avuto, perché è difficile riferire così da parte mia. No, ma casi ne abbiamo a iosa. Ma ne possiamo prendere uno che ha un nome e cognome con un numero di telefono? Quanti ne vuole? Guardi, ne abbiamo tantissimi di casi di questo genere. È che effettivamente le domande sono tante, le telefonate sono tante, e immagino che sia anche faticoso rispondere a tutti quanti, però il problema è oggettivo. Guarda, io ho una soluzione per questo problema: non fare i numeri verdi. Voi sapete che io sono contrario ai numeri verdi, perché li volevano fare anche con i tamponi. Ho detto fermi tutti, c'era addirittura l'idea di prenotare, perché il numero verde ha dei limiti oggettivi che non è quello dell'informazione sulla tua bolletta del telefono, cioè qui diventa la richiesta giustamente di tutto quello che uno ha come perplessità. Cioè, pensate solo alla differenza tra AstraZeneca e Pfizer, immagino le telefonate. È difficile formare degli operatori che non sono dei medici a questi livelli. Cercheremo di capire, però il sistema migliore sarebbe quello di intelligenza artificiale, no? Mutuare le domande e trasformarle sempre, però no, il punto è, Presidente, che al di là, cioè stiamo vivendo effettivamente una cosa emergenziale. Perfetto. Dopodiché, se ogni US si arrangia come ritiene e va in ordine sparso, lei stesso lo confermava, domani ogni US farà la sua conferenza stampa e dirà come vaccinare quel che rimane degli over 80, è chiaro che poi uno non sa, devo chiedere al medico di base, devo chiamare l'USCA, dov'è l'USCA, chiamo il numero verde, chiamo il CUP, è chiaro che si crea una agitazione e un'ansia che sono anche legittime in questo senso. Io sono assolutamente concorde sul fatto che siano legittime. Dico che le ULSS domani dovranno fare una conferenza stampa, perché questa mattina, a dirla tutta fino in fondo, avevo pensato di programmare un accesso diretto sabato e domenica, però oggettivamente ci sono delle ULSS che finiscono giovedì, tipo il 15, adesso non so che giorno sia il 15, e tipo la Berica. Ci sono altre ULSS, tipo la Scaligera, che ha 15.000 persone da vaccinare, 14.000, quasi 15.000 over 80 ancora da vaccinare, e dice io sabato e domenica solo non ce la faccio, devo spalmare un po' di più perché ho già altri appuntamenti fissati, e quindi abbiamo deciso di fare un abito sartoriale per questo motivo, però non per una visione anarchica, perché qualcuno ha corso di più, qualcun altro ha avuto problemi. Per dire, la Scaligera, per chiudere questa partita, si farà prestare vaccini dal resto delle ULSS, perché questa settimana vogliamo chiudere gli over 80. Però il tema del numero verde è un tema reale,
è un tema reale, però sulla quantità adesso ci siamo e dopo vi dà i dati l'assessore. Sulla qualità delle risposte dovremo fare un approfondimento, perché io ne ho già parlato con loro. Il problema è che giustamente dicono, a volte arrivano giustamente quesiti che per noi non sono neanche codificati, loro hanno tutto un manuale con tutte le loro domande e risposte, ma non so fino a che livello riescano a far fronte a questo, e io spero che si chiuda velocemente sta roba. Non è facile, giustamente. E dopo Alda ti risponde l'assessore. Ok, grazie. Allora passiamo a Marco Bonet. Solo una precisazione sul tema di chi ha già fatto la prima dose, e sono preoccupati anche perché non hanno ricevuto l'appuntamento per la seconda, quindi dobbiamo rassicurare tutti che comunque anche chi non ha ricevuto il foglietto con l'appuntamento, certo, alla fine avrà le 2, verrà ricontattato dall'USL, quindi per fissare l'appuntamento sì. Sì, non deve attivarsi lui, questo voglio dire. No, assolutamente no, cioè non è che uno si cerca il secondo appuntamento. Ok, resta in attesa. Dopo però bisogna sapere dove è successo questo. Beh, a Treviso quasi dappertutto, da che mi risulta. Sì, però è l'ULS che fissa il secondo appuntamento. Sì, no, esatto, perché... nel senso che ci sono tanti casi di persone che hanno fatto la prima dose, non hanno avuto né il foglio del lotto né il foglio del secondo appuntamento, quindi sono in ansia. Allora, se volete la mia opinione, l'ho detto anche stamattina in riunione, il foglio del lotto va dato alla prima vaccinazione. Io non sono convinto che deve essere dato alla seconda e basta. E che non è un certificato, però è altrettanto vero che se tu ti fermi anche una vaccinazione per un motivo della tua vita, puoi sempre dire una l'ho fatta, dopodiché potrei farti fare il dosaggio anticorpale, vedrai cosa vuoi fare. Penso uno che magari nel frattempo ha una malattia o deve andare all'estero, gli succede qualcosa, e quindi poi gli appuntamenti si sono fissati dalle ULS. Dopo il dottor Mongillo vi spiega questa storia degli appuntamenti, se lo segna per favore. Ok, allora passo. Basta? Se non ci sono altre domande per il Presidente, sì, Radio Wellness. Paolo Guidone di Radio Wellness. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Le segnalo un caso che ci è stato sottoposto da una nostra ascoltatrice che ci scrive. Sono un ascoltatore, sono un convivente di un trapiantato e secondo il piano nazionale di vaccinazione, l'hub dove è stato vaccinato il trapiantato, io e la mia famiglia dobbiamo essere vaccinati in quanto conviventi. L'hub dove è stato vaccinato mio padre ha trasmesso i dati dei conviventi all'ULS 4, ma gli è stato detto che non abbiamo diritto ad essere vaccinati, smentendo quanto previsto dal piano nazionale. Ecco, come si risolve questa? Diritto di essere vaccinati. Quindi ha sbagliato l'ULS 4. E un'altra, una persona che si è vaccinata all'estero, ad esempio a Dubai, in Serbia, in Russia, può aggiornare il proprio libretto vaccinale in Veneto e può essere confermato tra i vaccinati negli elenchi della regione, ricevere il documento? Questa è una domanda dove parzialmente abbiamo risposto ieri, sì, e adesso dovremo provvedere anche a questo. Considerate che abbiamo 3.000 fronti aperti, però è ovvio che se uno mi arriva con la certificazione che è vaccinato e è ufficiale la certificazione, non penso che uno se la faccia a tarocca cioè, gli faremo il dosaggio anticorpale a campione, vedremo se qualcuno avrà raccontato bugie, non lo so, cioè. No, ma se ci pensate, cioè, giustamente è giusto, pensate ai tanti imprenditori nostri che sono andati in Serbia e che lì il governo vaccina, è giusto che tornino con la dichiarazione, sì, a pagamento, è giusto che tornino con la vaccinazione e che venga caricata nell'anagrafe vaccinale nostra. Adesso troveremo le modalità, sempre nel nuovo piano che stiamo scrivendo, nella circolare che stiamo scrivendo. Ok, grazie. Prego. Ecco, allora se non ci sono più domande per il Presidente. Lascio l'assessore Lanzarin che risponde e poi c'è il dottor Mongillo. Perfetto, grazie, buon lavoro, ragazzi. Allora, intanto chiudo sul discorso dei trapiantati. Allora, i trapiantati o quelli in attesa di trapianti erano previsti nei vari piani che si sono succeduti. Noi abbiamo dato indicazione di vaccinare al centro trapianti, quindi ci ha fornito i dati il centro trapianti regionale del Veneto,
e lì sono stati vaccinati i trapiantati o quelli in attesa, e invece avevamo dato indicazioni che i familiari che sono previsti conviventi potevano andare a vaccinarsi nell'USL di competenza, quindi dove vivevano. Se c'è stato questo disguido lo segnaliamo, però così insomma era la modalità. Allora provo a fare il punto sulle fragilità e le persone con disabilità che stiamo vaccinando in contemporanea con gli over 80. Voi sapete che la condizione che c'è nei vari piani nazionali è che tutte le persone con fragilità e disabilità devono essere vaccinati con vaccino RNA messaggero, quindi Pfizer o Moderna. Quindi è chiaro che le aperture delle agende sono anche legate all'arrivo di queste due tipologie di vaccini, perché questo è l'unico obbligo che c'è nel piano nazionale, oltre alla raccomandazione degli over 60 per quanto riguarda AstraZeneca sull'utilizzo dei vaccini. Quindi qui si creano insomma quei problemi per cui a volte le agende sono chiuse perché probabilmente fanno i conti e non hanno vaccino a sufficienza per aprire, quindi uno va a prenotarsi e non trova eventualmente il messaggio e quindi che non è possibile fare la prenotazione. Allora c'è un elenco che è l'elenco che è stato stilato dal Ministero, che noi abbiamo recepito, che è diviso quindi per patologie e sottopatologie, per capirci, respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, insomma di vario tipo, compresi i disabili. Sapete che nei disabili c'è riferimento legge 104 articolo 3,3. Noi abbiamo cercato di ricostruire tutta questa categoria con il SER regionale, Servizio Epidemiologico Regionale, che ha estrapolato i dati di chi poteva essere individuato in queste categorie con i codici di esenzione. Però i dati del SERD sono dati del 2019, quindi è chiaro che ci sono stati dei problemi, perché dati 2019 potrebbero esserci delle persone che sono entrate in queste categorie nel 2020 e non sono state registrate nel SER perché fino al 2019. Oppure c'è stato, e lo sapete, l'abbiamo subito risolti, dei dati che prevedevano anche dei codici delle persone che erano già decedute perché nel 2020 potevano essere decedute avendo sti dati SER 2019. Per i dati INPS, per i dati invece dei disabili abbiamo avuto e sono stati calcolati in circa 200.000 i dati fornitici dal SERD regionale. 200.000 persone. Per invece i disabili i dati ci sono stati forniti dall'INPS, che ci ha fornito le tabelle che abbiamo già avuto modo di confrontarci, che erano limitate, quindi non prima del 2010, insomma con tutti i limiti, e che per noi voleva dire 130.000 persone. È chiaro che ci siamo accorti subito che mancavano molte persone che ritengono di appartenere a queste categorie. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato e stiamo cercando, quindi anche ogni singola USL, di incrociare i dati. Non so, penso ai disabili. Noi abbiamo ufficio disabilità in ogni singola USL, quindi stanno cercando di incrociare i dati tra quelli che sono nei nostri elenchi e quelli che sono arrivati dall'INPS, per capire quelli che non ci sono, che non compaiono in questi elenchi. Abbiamo con i centri di riferimento, che non so, può essere il centro per diabete piuttosto che il centro pneumologia che segue chi è in ossigenoterapia, oppure insomma altri centri di riferimento che seguono alcune malattie neurologiche di vario tipo. Abbiamo cercato di ricostruire chi possono essere i soggetti che rientrano e che quindi sono afferenti a quei centri. Abbiamo anche previsto che ogni singolo, e abbiamo fatto anche un incontro specifico settimana scorsa con i medici di medicina generale, mettendo a disposizione di ogni singolo medico di medicina generale all'interno del portale, dove il medico vede tutti i dati che può vedere essendo medico di medicina generale, quindi rientra in quelli che sono i suoi assistiti e vede anche questi elenchi, quindi incrocia, quindi riesce a capire se c'è un suo assistito che per 1000 motivi non è entrato in questo elenco ma che lui deve segnalarci.
Quindi c'è tutta questa operazione in corso e gli elenchi con i codici che chiaramente sono possibili di iscrizioni vengono ogni giorno, insomma, puntualmente aggiornati, cercando appunto di aggiornare in base a tutte queste verifiche. Azienda Zero, come diceva, sta anche studiando il modo, tipo nella disabilità per dire, oppure in altre, se vi ricordate, insomma, per altre patologie, dire facciamo, eventualmente apriamo l'iscrizione, poi uno deve dimostrare con un'autocertificazione che appartiene a quella categoria, a quella patologia, e quindi ha diritto di entrare in questo slot di vaccinazioni. Vi assicuro che è un lavoro, io capisco che ci sono tante persone che provano, non entrano, eccetera, però è veramente un lavoro immane di numeri, di dati, di riconduzioni di persone, perché non so, ci sono persone che, faccio un esempio, che erano seguite da un centro, però non sono, negli ultimi 3 anni non sono più state seguite perché la patologia è un po' migliorata, quindi pensano, e giustamente dicono no, ma io rientro perché comunque ero seguita dal centro di pneumologia, eccetera, però a noi non compare nessuno. Quindi stiamo cercando di fare tutto questo lavoro e cercando effettivamente di dare ritorno a tutte le segnalazioni. Allora, da quello che io capisco, può essere che ci sia una mancanza di comunicazione rispetto al numero verde, che era nato a questo punto soprattutto per questa categoria, perché abbiamo capito che questa è la categoria che può diventare più problematica, nel senso, se uno si ritrova e non si ritrova. Quindi farò un approfondimento con il numero verde rispetto appunto alle nozioni e a dove indirizza il numero verde chi telefona, perché poi noi avevamo detto con i medici, medicina generale, in una collaborazione che c'è e che è molto molto buona, di effettivamente cercare loro, eventualmente se rinviamo qualcuno che non fa parte di questa categoria e quindi poi segnala all'azienda, oppure può fare la prenotazione direttamente anche al medico di medicina generale. Insomma, avevamo un po', però cerchiamo di capire, vedere e di affinare anche questa comunicazione, che sia insomma una comunicazione più corretta e senza rimandare insomma a telefonate. Però vi assicuro che questo è molto complessa, perché i numeri sono tanti e perché poi le specificità insomma sono molte, quindi è molto complessa, quindi capiamo, insomma, comprendiamo che sicuramente ci sono qualcuno che non ha risposto in questo momento, però stiamo veramente cercando di mettere insieme tutti questi tasselli per darle risposte. Vi do solo il numero di telefonate che sono arrivate al numero verde da inizio aprile all'11, quindi in 11 giorni, che sono 70.813. Con le punte maggiori ci sono state il giorno 8 con 8.903 telefonate e il giorno 9 con 9.064, che combaciava anche con le varie informazioni che stavano arrivando su AstraZeneca. Avevamo anche visto che quei giorni lì diceva anche il dottor Toniolo che c'erano effettivamente molte domande che arrivavano su cosa succederà con AstraZeneca, e c'era insomma EMA che si doveva pronunciare proprio in quei giorni. Quindi capite che anche le mole di telefonate sono molte. Cercheremo di ricondurre eventualmente con delle, sto pensando anche se è opportuno, delle specifiche anche di risposta, se effettivamente non tutti hanno le stesse risposte, in modo da cercare di indirizzare in maniera serena e tranquilla le persone che chiamano proprio verso il canale più giusto. Insomma, questo è lo sforzo che stiamo cercando e che sicuramente possiamo implementare. Certo. Perché abbiamo parlato della nostra esperienza al giornale, spesso arrivano sempre le stesse domande, certo. Di persone diverse, che magari dandogli un luogo dove possono trovare la risposta, certo. Anche perché sono domande generiche, non su fatti specifici. Sì. Grazie. Ecco, se l'assessore ha finito, passiamo alle eventuali domande dei colleghi. Alda Vanzan e poi Moscati. Buongiorno.
No, volevo chiederle questo, quindi posto che l'operazione è immane, è in corso, state incrociando tutti i dati. E posto, scusami Alda, che sicuramente adesso non stanno arrivando, cioè molti provano ma non trovano spazio, perché tipo domani ci arrivano 126.000 dosi di Pfizer, ma se no non abbiamo Pfizer, insomma, quindi, e dobbiamo vaccinare queste persone solo con Pfizer o Moderna. Perfetto, posto tutto questo, un disabile, un fragile, un malato deve aspettare, lo può tranquillizzare, dire state tranquilli, vi vaccineremo, che cosa deve fare? Noi vogliamo, non le dico ovviamente il nome, però tra le varie segnalazioni, anche i medici di base, una risposta che è stata data a un paziente, a un disabile è: carissimo, non possiamo prenotare assolutamente nulla, stanno dicendo un sacco di puntini, tieni d'occhio il sito perché ogni tanto si liberano degli slot. Allora forse l'informazione va data anche ai medici di base? L'informazione va data anche ai medici di base. I medici di base, io credo, ma ne sono convinta e testimone, sono collaboratori essenziali e sono della partita. Poi se ci sono qualche esempio, insomma, che di risposte, insomma, diciamo, che rimandano o di altro tipo, cercheremo di affinare ancora di più l'informazione con i medici di base. Quindi fragili e disabili possono stare tranquilli e aspettare? Possono stare tranquilli, nel senso che stiamo cercando di risolvere tutte le problematiche che voi avete evidenziato e che in un modo o nell'altro verranno contattati, oppure avranno le istruzioni corrette come e a chi rivolgersi. Grazie. Moscati, poi Bonet. Sì, scusi Assessore, volevo chiedere, perché è arrivata una richiesta adesso i sanificatori di qualche ospedale nel Trevigiano che non sono entrati nelle vaccinazioni all'inizio, quando si faceva il personale sanitario e tutto il personale addetto alle sanificazioni eccetera, e adesso in questo momento, non essendo entrati in quel momento, potranno entrare dopo, oppure, visto che considerato che adesso si fa le categorie per età eccetera eccetera, vanno a finire in coda? Allora io credo, ma poi lascio al dottor Mongillo, che dovranno andare in coda, perché noi adesso con l'articolo 44 abbiamo l'obbligo rispetto ai sanitari, no? Quindi dobbiamo vaccinare i sanitari, perché voi sapete che col nuovo decreto c'è l'obbligo, appunto, l'obbligo, insomma, oppure uno può essere demansionato, no? Quindi noi abbiamo un tot di tempo per vaccinare i sanitari. Quelli, diciamo, che non sono sanitari ma fanno parte del personale, credo che verranno vaccinati a seguire. Corretto? Sì. Va bene, grazie. Marco Bonet. Abbiamo novità sulle farmacie? Sulle farmacie non abbiamo novità, nel senso che con queste dosi, con le dosi che ci arrivano, non ci sarebbe neanche materiale da dare alle farmacie. Ci vediamo la settimana prossima. Invece domani, se mi è stato confermato, dovrei vedere invece i pediatri di libera scelta e chiudere rispetto ai pediatri di libera scelta. Vi ho già detto che con loro vorremmo chiudere rispetto ai genitori dei bambini disabili, oppure insomma che hanno patologie che rientrano nelle categorie fragili, perché chiaramente ogni pediatra conosce molto bene, sa invitare anche i genitori del bambino che loro seguono perché è disabile o perché ha immunodeficienze o altre patologie, insomma. Grazie. Prego. Ci sono altre domande per l'assessore Lanzarin? E quindi lasciamo al dottor Mongillo. No, quindi lasciamo la parola al dottor Michele Mongillo della Direzione Prevenzione della Regione. Buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, io brevemente, come anticipato, do qualche numero sullo stato di attuazione della campagna di vaccinazione e sugli arrivi di questa settimana, brevemente. E poi andiamo al motivo principale, che è quello dell'analisi sulle famose categorie delle vaccinazioni. Quindi, come anticipato dal Presidente, il dato a ieri sera di totale somministrazioni fatte è 1.194.426, tutti i dati che dopo vi diamo. E prima, mentre parlavamo, abbiamo superato, è ufficiale, 1.200.000 vaccinazioni, che corrispondono al 94,7% del totale delle dosi disponibili, quindi stiamo andando veramente ad una velocità
molto alta. Per quanto riguarda una panoramica sugli arrivi, vi do prima il dato totale delle prossime settimane, abbiamo qualche novità perché cominciano a comparire la programmazione di maggio della prima settimana e poi vediamo anche il dettaglio per i vaccini. Allora, questa settimana arriveranno 157.000 dosi abbondanti, la settimana successiva dal 19 aprile quindi 166.000, poi all'ultima di aprile 126.000 e la prima di maggio abbiamo 125.000. Adesso vi do il dettaglio. Prego? No, allora ve lo do per tipo di vaccino. Allora, Pfizer, sapete che dopo Pasqua è cambiato il giorno di consegna, consegnano in Veneto il mercoledì, mentre prima Pfizer arrivava il martedì. No, ma lei allora voleva le date della settimana, quindi sì. La settimana del 19, la settimana prossima arrivano 100... La settimana prossima arrivano 166.000 date, sono numeri che dopo vediamo. Complessivi. Poi la settimana del 26 ne arrivano 126.000, sto arrotondando. E poi la settimana del 3 maggio 125.000, questi sono i totali di arrivi. Allora, per non fare confusione vi do solamente il dettaglio di questa settimana diviso per tipo di vaccino. Esatto, questa settimana abbiamo in arrivo domani il carico di Pfizer, 129.000 dosi in totale. Di queste 129.000, 126 sono quelle che arrivano domani, abbiamo avuto un anticipo che è arrivato oggi di 3.000, però il totale è 129.000 Pfizer. AstraZeneca ne abbiamo 13.000 in arrivo tra mercoledì e giovedì. La novità di questa settimana è Johnson & Johnson, ne abbiamo 14.650 in arrivo tra giovedì e venerdì. C'è un grande punto di domanda su Moderna, sappiamo che entro il mese di aprile è prevista un'ulteriore consegna, non sappiamo oggi né la quantità né i tempi di arrivo. Per quello con Moderna, di cui abbiamo un magazzino significativo, non possiamo consumarlo perché abbiamo il vincolo di garantire le seconde dosi entro i tempi di chi ha già avuto la prima dose. Questo è solamente per fare uno spaccato sul programma di arrivo della settimana e poi arriverei al motivo un po' del tema principale della giornata di oggi. Magazzino significativo, vediamo anche il dato, abbiamo ieri sera 29.619 dosi di Moderna in magazzino, cioè che devono ancora, quindi questo è il magazzino che abbiamo di Moderna. Sì. Dicevo significativo rispetto a Pfizer, dove abbiamo veramente ridotto praticamente tutto, 9.000 che stiamo consumando oggi probabilmente. Allora, per quanto riguarda le categorie, allora intanto una premessa doverosa, diamo una dimensione al fenomeno. Stiamo parlando di un totale di categorie per i quali che non rientrano in tutte le categorie puntualmente definite, quindi un totale che è pari a poco più del 3,2% del totale delle somministrazioni fatte ad oggi. Leggendolo al contrario vuol dire che più del 97%, in circa il 97% dei casi, le somministrazioni sono state fatte delle categorie di soggetti puntualmente identificabili e definite. Sto parlando di altro, sto esplodendo la categoria altro. Esatto. Questa è la prima premessa. L'altra premessa doverosa è che nella categoria altro, che attualmente viene definita a livello nazionale, che rientrano molte voci che meriterebbero una esplicitazione a sé nel piano di vaccinazione e nella rendicontazione di questo piano, perché sono obiettivi specificamente compresi in questa fase di campagna. Faccio un esempio: se noi guardiamo il totale della nostra categoria che compare nel portale nazionale sotto la voce altro, o meglio che viene aggregata nel portale nazionale sotto la voce altro, noi abbiamo 375.000 vaccinazioni. Non parliamo di persone, parliamo di dosi somministrate. Questa è un'altra precisazione importante. Di queste 185.000 sono a carico di soggetti compresi tra 70 e 79 anni. Quindi questa è una voce molto rilevante, la più importante,
che da noi è correttamente classificata, ma in un portale nazionale che è semplificato finisce in una categoria altro. Questo è già qualcosa che ridimensiona molto il fenomeno. L'altra voce, vado in ordine di importanza, che attualmente finisce in altro a livello nazionale, ma che noi definiamo puntualmente, sono i soggetti estremamente vulnerabili e disabili, che pesano attualmente, sono dati ieri sera, per poco più di 82.000 vaccinazioni. Se noi già togliamo queste due grandi categorie dalla categoria altro, abbiamo molto ridimensionato e trovato una spiegazione a tutto il problema. Aggiungo una precisazione, guardate che i dati, tutte queste categorie, dopo faccio degli altri esempi, non sono delle invenzioni della Regione del Veneto. Noi abbiamo, come tutte le regioni, abbiamo delle categorie molto ben definite puntualmente da un documento tecnico del Ministero della Salute, è il documento tecnico che disciplina il funzionamento dell'anagrafe nazionale dei vaccini, e noi come tali li incaselliamo e li mandiamo agli organi centrali. E a livello centrale che vengono aggregate in queste macro categorie. Attualmente il portale nazionale, vado a memoria ma non credo di sbagliarmi, parla di operatori sanitari, operatori non sanitari, ospiti RSA, forze armate, personale scolastico e altro, appunto. Quindi va da sé che e soggetti over 80, scusate, mancano gli over 80. Quindi sono queste le categorie che hanno una qualche evidenza, che hanno una contabilità a parte. La categoria altro è una enorme categoria perché noi siamo, credo, a oggi forse la regione che ha la categoria altro più alta di tutti, perché abbiamo una quota rilevante di soggetti tra 70 e 69 anni, quelli che ho detto prima, e di estremamente vulnerabili. Faccio altri esempi di categorie che per noi meriterebbero una voce a sé, che per noi sono classificati come una voce a sé, ma che a livello nazionale vengono aggregati in un mega scatolone che è altro. Questi esempi sono gli operatori non sanitari delle RSA, è una categoria specifica, a nostro avviso sarebbe da classificare, c'è una voce nazionale per questo, gli operatori non sanitari. Non sappiamo esattamente il motivo, finiscono a livello nazionale in altro. Non vi dico i numeri, ma li consegno, affido tutti i numeri alla tabella che abbiamo preparato, che è l'aggiornamento di quella che abbiamo già preparato 48 ore fa. Tutti gli studenti di area sanitaria, quelli che frequentano i reparti, studenti dei corsi di laurea, di infermieristica, eccetera, sono una voce, finiscono in altro. Vado in ordine non di importanza strategica, ma di numeri. Tutti i familiari, i caregiver, i soggetti conviventi, i familiari dei soggetti ad alto rischio finiscono nella categoria altro a livello nazionale, noi li classifichiamo puntualmente. Faccio altri esempi, i farmacisti, la protezione civile, i vigili del fuoco, i donatori di sangue, la polizia penitenziaria, i detenuti, eccetera. Quindi se noi analizziamo nel dettaglio, mettendo a confronto le categorie come noi le classifichiamo e come dai computer della regione escono per arrivare agli organi centrali, e li mettiamo a confronto con le macro semplificazioni di livello nazionale, troviamo la spiegazione di tutti, di quasi il 97% di quello che finisce nella categoria altro. Questo è quello che trovate nella tabella che stanno consegnando adesso e che dà un po' la dimensione del fenomeno, quindi stiamo parlando di un poco più di 3%, per essere precisi il 3,23% sul totale delle somministrazioni, che attualmente non è classificato in una delle categorie che ho detto prima. Questo aiuta un po' a definire, anche a fare chiarezza su come nascono i numeri e su come nascono e come vengono elaborati anche nel portale nazionale. E nelle varie interlocuzioni che abbiamo avuto da più regioni è emersa la richiesta di fare in modo che progressivamente con l'evolversi del piano, e ogni piano ha delle fasce, delle categorie prioritarie per ciascuna fase, quelle dovrebbero avere adeguata evidenza a livello nazionale. Adesso parliamo di ottantenni e ci sono, ma stiamo vaccinando anche i 70-79, stiamo vaccinando gli estremamente vulnerabili e i disabili. Forse sono categorie che tra l'altro sono le medesime di cui è stata evidenziata la priorità nell'ultima ordinanza del commissario straordinario. Quelle tre categorie probabilmente meriterebbero una voce a sé nel portale nazionale. Questo era per aiutarvi a fare un po' di chiarezza su come nascono i numeri. Devo dire che abbiamo avuto difficoltà anche noi a incasellare tutto, a cercare le corrispondenze dei dati di come uscivano dalla regione e di come venivano
aggregati in queste macro aree a livello nazionale. Adesso abbiamo ricostruito puntualmente, abbiamo una spiegazione per il 97% delle somministrazioni. Parliamo sempre non di persone, perché è facile fare magari un equivoco, parliamo di dosi date e non persone vaccinate. E questo era per fare un po' di chiarezza su questo tema. Mi perdoni, ma per fare chiarezza, no? Perché lei c'ha un po' complessi di numeri, non è facile seguire. Io non ho capito una cosa: perché se in questa categoria altro compaiano persone anziane, persone vulnerabili, persone fragili, perché le persone anziane ad esempio compaiono in questa categoria e non nella fascia d'età rispettiva? Perché non c'è ancora il portale nazionale. Nei nostri sistemi compaiono e sono correttamente classificate. Nel portale nazionale l'unica fascia di età che è esplicitata sono gli over 80. Tra l'altro sono gli over 80, ci risulta, non residenti già in strutture sociosanitarie e assistenziali, quindi gli over 80 non ospiti di casa di riposo che hanno una voce a parte. Mentre probabilmente, quando è una mia interpretazione, quando sono nate quelle categorie, quel portale è online dal 27 dicembre pomeriggio, è nato con delle categorie che erano validi per le prime settimane e i primi mesi. Adesso secondo me stanno anche pensando di aggiornarlo in modo da dare evidenza delle categorie che prima erano residuali ma che adesso dentro quella fetta altro coprono più della metà. Basti pensare ai 70-79 anni e i soggetti estremamente vulnerabili, già quello spiega molto della categoria altro. Comunque le avete ordinate in ordine di numerosità. La sto seguendo sulla tabella, sì. Ma questo vale anche per i soggetti vulnerabili, disabili, lo stesso discorso, il portale nazionale non li prevede. Attualmente sono previsti in una macro categoria altro, non sono esplicitati. Non sono esplicitati, credo anche per ragioni di semplificazione delle elaborazioni, però probabilmente con un'analisi più approfondita il portale nazionale, al di là della grafica che è accessibile a tutti, consente di scaricare tutti i dati per la massima trasparenza, la dashboard nazionale. Lì sicuramente uno li trova incasellati come escono dalle regioni e non come vengono aggregati, forse per una questione anche di semplicità grafica a livello nazionale. Ecco, ma senta, ma la domanda delle domande, il sospetto, il dubbio, era quello riguardante la possibile inappropriatezza delle vaccinazioni, cioè dalle vostre verifiche, dai vostri controlli, dalla rispondenza della tabella. Lei si sente di escludere che ci siano state vaccinazioni improprie in numero rilevante, diciamo, ecco. Guardi, io non mi sento di escludere che il controllo sia stato assolutamente sempre rigoroso, mi sento di confermare che lo è stato però nel 97% dei casi, perché stiamo parlando di quella dimensione del fenomeno. Cioè quel 3,23% che è scritto terza riga in fase di verifica e assegnazione, che per velocità probabilmente, pensate anche ai numeri di quando c'è un grande afflusso nei centri di vaccinazione, erano operatori sanitari che probabilmente erano stati classificati o automaticamente o per errore, perché ci sta sempre l'errore umano, o perché queste persone, adesso entro un po' nel tecnicismo ma è giusto fare luce anche su questo. Questo non è un portale che è nato apposta per la vaccinazione anti-Covid, questo è il sistema con cui da sempre sono registrate le vaccinazioni. Quindi se un soggetto è stato vaccinato 5, 10, 2 anni fa per altri motivi, era un viaggiatore internazionale, doveva fare una vaccinazione consigliata per andare in un paese con malattie endemiche, quella persona era classificata magari come viaggiatore internazionale. Adesso che è tornato a fare la vaccinazione anti-Covid, può essere che si sia trascinato dietro la categoria con cui è stato vaccinato la prima volta e che quindi non sia correttamente classificato, ma sono cose su cui le ULSS puntualmente possono intervenire. Questo era proprio per far emergere tutti i possibili aspetti legati alla classificazione dei soggetti che vengono vaccinati. Facciamo delle domande secondo me, perché sì. sennò... Sì, vedo che sono se il dottor Mongillo ero in debito di una risposta, perché il Presidente prima aveva chiesto di fornire su come funziona tra prima e seconda dose, quindi posso partire da questa risposta.
Allora, dottor Mongillo risponde a questa risposta e poi cominciamo il giro dei colleghi. Sì, allora, quando una persona fa la prima dose, automaticamente, ma perché è un dato obbligatorio che il sistema richiede, viene già fissata la seconda dose in calendario. Poi può essere che alla persona venga detto l'appuntamento, magari la persona stessa che non richiede il promemoria perché se l'è segnato sul telefono. Nella maggior parte dei casi viene stampato il promemoria per la seconda dose e, come abbiamo detto questa mattina, anche l'attestazione della prima dose. Volevo specificare che parliamo di una attestazione di avvenuta prima vaccinazione, non di certificato vaccinale, che quello viene fatto esclusivamente quando viene completato il ciclo vaccinale. Quindi non è a carico del soggetto ricordarsi di prenotare la seconda. Con la prima il soggetto viene già agganciato dal servizio sanitario e viene già messo in calendario per la seconda dose, quindi non è un'incombenza che chiediamo alle persone perché c'è qualcuno che ha già pensato per la sua seconda dose. Scusate, ero solo in debito di una domanda. Grazie dottor Mongillo, cominciamo con le domande dal collega Andrea Buoso, poi Moscati, poi Bonnet, Moscati e Vanzan. Solo una sorta di chiarimento, quindi siccome a livello nazionale, poi anche a livello locale si sono ripercorsi queste polemiche sui cosiddetti furbetti del vaccino, il dubbio, tra virgolette, che è rimbalzato, veniva prima dai 375.000 nel cruscotto nazionale. Voi avete esplicitato adesso, prima erano 40.000 mi pare, in un bollettino precedente che avete fatto. Sono 38,6 adesso. Adesso sono 38 perché 2.000 li avete ricollocati quindi ci sono ancora 38.000 da accertare da parte delle ULSS che potrebbero, suscitare qualche problema di furbetti, tra virgolette. 38.000 non persone, sono dosi somministrate. Dosi, che potrebbe essere anche in doppia, avrebbero fatto il doppio. Quindi potrebbero essere anche la metà delle persone. Potrebbero essere anche la metà delle persone se ci parliamo in termini di persone. Qua parliamo in termini di somministrazioni. Sono somministrazioni esattamente come le dice il portale nazionale, ci siamo allineati a quella modalità di comunicazione. Queste sono dosi somministrate. E questo spetterà alle ULSS di spiegare. Ogni singola USLA ha il proprio riferimento numerico, abbiamo consegnato a ogni singola USLA il proprio, che lo poteva anche vedere, il riferimento numerico, e su quelli devono fare tutto un incrocio di verifiche e espletare a chi appartengono i soggetti che ogni singola USLA ha all'interno di questo macrogruppo. Sì, per capirci, lì dentro immagino ci saranno i comunali che per diversi giorni sono stati vaccinati, in alcuni casi anche chiamati all'ultimo, vi ricordate, sono lì quindi, Potrebbero esserci comunali che sono stati chiamati, soprattutto se ci ricordiamo bene quando c'era il discorso AstraZeneca e quindi con le famose liste di riserva. Va bene, io invece volevo fare una domanda tornando al tema delle forniture dei vaccini, perché i numeri dati dall'ingegnere, dottor Mongillo. Non sono ingegnere. Ingegnere è l'altro, mi confondo anche io con gli ospiti, scusate. Contrariamente a quelle che sono tutte le speranze, io registro un calo delle dosi in fornitura, nel senso che passiamo da 157 e 166 a 126 e 125 e facendo il conto della serva, ma mi correggerete se sbaglio, diviso per le 35.000 dosi che facciamo mediamente al giorno, i carichi delle settimane prossime non ci durano più neanche i 5 giorni di cui già si lamentava Zaia, ma 3 giorni, quindi va peggio. Come mai? No, la spiegazione c'è una spiegazione. Allora, l'apparente calo dell'ultima settimana di aprile è che per l'ultima settimana di aprile e la prima di maggio noi abbiamo solo il dato relativo a Pfizer, quindi tutto quel totale lì è quello che Pfizer ha comunicato che arriverà. Mancano gli AstraZeneca e i Johnson & Johnson e i Moderna che si sommeranno.
Nella nostra previsione sicuramente vanno a incrementare. Io ho dato solamente i numeri di cui abbiamo certezza e ormai Pfizer è un vaccino che ci ha abituato a essere puntuale e prevedibile nelle consegne. Quindi quello che è certo è questo. Perché sono tedeschi, dico. All'inizio. Scusate un po' di ordine. Ha finito Marco? Allora Moscati e poi Vanzan. Sì, mi scusi, io volevo chiederle, dottore, se siccome qua nella lista vedo che c'è una categoria 60-64, mentre sono finiti i famosi over 65 che accompagnavano i familiari o chi per essi, sono nella categoria familiare, caregiver in questa qui allora? È corretto, sì. Perfetto, ecco, grazie, la ringrazio, era solo una precisazione. Alda Vanzan. Dottor Mongillo, scusi, quindi la settimana questa e la prossima 19 aprile abbiamo tutti i vaccini, mentre il 26 e il 31 e il 3 maggio solo Pfizer, corretto? Non è che abbiamo solo Pfizer, sappiamo solo Pfizer. I 126 sono solo Pfizer e i 125 sono perfetto. Esatto. Grazie. Mentre invece per quanto riguarda la classificazione, quindi il Veneto ha classificato correttamente, tranne questo 3,23% in fase di verifica da parte delle US, a chi sono stati somministrati vaccini, mentre sono andati poi a livello nazionale sono finiti nel calderone. Le altre regioni che vi risulti, come si sono comportate? Allora, non so dare una risposta puntuale, so che comunque le altre regioni hanno questo documento tecnico del Ministero, che è il documento guida, che prevede tutte queste categorie che ho elencato e che vedete qui elencate. Non sono categorie modificabili o modificate da noi, quindi tutte hanno un disciplinare d'uso dell'anagrafe vaccinale nazionale che prevede queste categorie. Quindi io do per scontato che siano incasellati giustamente in quello che è previsto dal flusso ministeriale. Poi credo che anche il problema sia anche per le altre regioni, che da loro partono i dati correttamente divisi e vengono aggregati in macro categorie a livello nazionale. Non è un problema che riguarda solamente il Veneto. Da noi è particolarmente evidente perché noi quella categoria altro la facciamo salire con i 70-79 anni, che sono da soli più della metà della categoria. Un'altra domanda che mi segnalano dei lettori attenti, cioè risulta che, anche molto tecnici, adesso spiegherò perché, cioè risulta che in no, allora seriamente, tornando serio un attimo, segnalano che nelle altre regioni ci sono magazzini molto pesanti. Per esempio mi hanno citato il caso della Sicilia, cioè tante dosi risultano nelle statistiche ministeriali a magazzino. Si è mai affrontata la possibilità di redistribuire queste dosi che evidentemente non vengono utilizzate a livello proprio di logistica sanitaria? Grazie. Allora non si è affrontato, c'è stato solo un discorso iniziale sulla divisione, cioè perché sapete che adesso noi la divisione è tanto la popolazione, quindi in base alla popolazione ci vengono poi distribuite. All'inizio invece la primissima fase era quella in base a quanto noi regioni avevamo dichiarato quanti potessero essere il famoso gruppo dei sanitari RSA. Poi invece si è passato al criterio della popolazione. È stato più volte sollevato, comunque detto appunto rispetto appunto a magazzini a distribuzione diversi, ma non si è mai affrontato insomma una distribuzione diversa. Non so se sarà oggetto c'è una conferenza delle regioni anche giovedì, non so se sarà oggetto di discussione, insomma questo però non si è affrontato. È in base a questa divisione che il Veneto da metà marzo viene assegnato al Veneto l'8,14% delle forniture nazionali, perché è calcolato esclusivamente in base alla distribuzione della popolazione residente. Come per i soldi? Tosatto. Sì, no, solo una curiosità che mi pare, ma mi scusi, Moderna o Moderna come lo chiamano i produttori, ma è entrato in clandestinità, non se ne hanno più notizie? No, ma non è, voglio dire, non è una battuta, a me pare una cosa scandalosa e vergognosa, stiamo parlando di vaccini che salvano la vita alle persone, non si ha più notizie di questo vaccino, non si hanno tempi, non si hanno quantità.
È stata sollevata questa cosa o viene accolta come una maledizione che cade dal cielo? Guardate, noi abbiamo contatti più che quotidiani con sia la struttura commissariale che con i referenti delle altre regioni. Oggi, ma prima di entrare in videoconferenza, oggi in conferenza stampa, hanno detto che il pomeriggio ci daranno novità importanti sui tempi di consegna di Moderna. Le avessi avute, le avrei dette qui. Sappiamo che è previsto un carico entro fine mese, ma non sappiamo dire esattamente quando. Se vedete i tempi di fornitura è abbastanza discontinua quella di Moderna. Volevo dire, dottor Mongillo, che dal New York arriva la notizia che vogliono sospendere Johnson & Johnson. No, non lo sapevo. La versione antiforfora. Se non ci sono altre domande per l'assessore o per il dottor Mongillo, chiudiamo qui. Grazie a tutti, appuntamento a domani. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Hanno sospeso Johnson. Rieccoci dunque nuovamente in studio, terminata quindi la conferenza stampa del governatore Zaia e poi dell'assessore Manuela Lanzarin e del professor Mongillo. In questa seconda parte della nostra diretta parliamo di emicranie e cefalee. Come sempre lo spazio dedicato all'ULSS 2 della Marca Trevigiana, e anche voi telespettatori potete partecipare alla discussione con le vostre domande. Ospite in studio la dottoressa Marianna Fortunato, responsabile del nucleo integrato cefalee dell'ospedale di Conegliano. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Grazie per essere con noi e per aver pazientato. Grazie a voi per l'invito. Sì, grazie a voi per l'invito. Allora, abbiamo detto, no, parliamo di mal di testa, no? Noi siamo abituati a parlare di mal di testa, ma esattamente che differenza c'è tra cefalea ed emicrania? Beh, per cefalea o mal di testa si intende un generico dolore localizzato al capo. Invece per emicrania, l'emicrania è una vera e propria malattia ed è una cefalea cosiddetta primaria. Se magari fate la prima diapositiva. Sì, abbiamo la prima slide da vedere, così la sì. Vediamo velocemente. Sì, vabbè. Sì, semplicemente, quindi dolore così generico, mal di testa, emicrania è una malattia, una cefalea primaria che si differenzia dalle nevralgie dove il dolore segue il decorso per esempio di un nervo come può essere il nervo trigemino, mentre l'emicrania è una cefalea primaria. Che cosa vuol dire? Vuol dire un mal di testa che non è causato da un'altra patologia, cioè è una vera e propria malattia e non è un sintomo, perché esiste anche la cefalea, diciamo, come sintomo, che è il segno di un'altra malattia o neurologica o sistemica. Magari la seconda diapositiva. Sì, la seconda, però mi segnalano dalla regia che abbiamo una telefonata, già una telefonata. Allora la sentiamo subito. Bene. Che domanda c'è, e poi dobbiamo anche lanciare la pubblicità. Allora, pronto? Chi parla? Buongiorno. Buongiorno, sono Luciana. Buongiorno Luciana. Allora, io volevo chiedere, essendo una persona che soffre di emicrania, ho 56 anni, le mie figlie di 40 e 35 anni soffrono entrambe di emicrania e volevo sapere appunto se ci sono dei farmaci nuovi che possono aiutare e se questa patologia specifica è proprio familiare, ereditaria, genetica. Mi chiedevo questo. Perfetto, allora grazie Luciana per averci telefonato, la dottoressa le risponderà tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Eccoci nuovamente in studio, siamo quindi con la dottoressa Marianna Fortunato per parlare di cefalee ed emicranie. Abbiamo sentito la domanda della nostra telespettatrice, la signora Luciana, che chiedeva se ci sono delle terapie o delle terapie innovative. Dottoressa?
Sì, la signora ha chiesto se è anche una malattia genetica, essendo affetta sia lei che le sue figlie. In realtà l'emicrania, diciamo che è una malattia molto frequente, la malattia neurologica più frequente e anche un po' misteriosa, perché in realtà colpisce solo l'uomo, cioè gli animali non hanno l'emicrania, non hanno mal di testa, e questo aspetto un po' singolare doveva essere noto anche agli antichi, tant'è vero che l'emicrania si è meritata anche un mito che vi dirò così brevemente, no? Un giorno Zeus, il re dell'Olimpo, in preda a un terribile mal di testa, ovviamente non poteva prendere farmaci, non c'erano i farmacisti, decise per una chirurgia devastante, chiamò Efesto, il dio del fuoco, e con un'ascia si fece spaccare la fronte per liberarsi da questo mal di testa. Come gli si spaccò la fronte, emerse la dea Atena, cioè la dea della ragione. I greci avevano già capito due cose fondamentali sull'emicrania, cioè uno, che nasce nel cervello, che è una malattia che nasce nel cervello e che colpisce prevalentemente le donne. Quindi, rispondendo al discorso della nostra telespettatrice, spesso c'è una predisposizione familiare, ma non è una malattia rigorosamente genetica, cioè che si manifesta necessariamente in tutte le generazioni. C'è una predisposizione, quindi spesso c'è qualcun altro in famiglia, la sorella, la nonna, la zia, il papà, che comunque soffrono di mal di testa. Inoltre nelle donne noi possiamo dire che è una malattia di genere, perché dalle stime di prevalenza, cioè di quante persone sono ammalate nella popolazione, è stato visto che le donne nel periodo che va dal menarca, cioè dalla prima mestruazione alla menopausa, il 27% delle donne soffre di emicrania. Quindi è una malattia molto diffusa e colpisce prevalentemente le donne. Le terapie, abbiamo detto che è una malattia cronica che accompagna tutta la vita, in particolare la vita fertile della donna, che può avere un andamento variabile, che vuol dire che possono esserci dei periodi in cui si hanno questi attacchi ricorrenti di mal di testa 1 o 2 volte al mese, e periodi in cui può aumentare notevolmente 2 o 3 volte alla settimana. La terapia, mi pare che sia l'altra diapositiva, la numero 13, sì, allora la terapia la numero 13 consiste in 2 momenti, cioè quella che è la terapia per l'attacco, nel momento in cui io ho il dolore. Queste sono delle linee guida che ci arrivano, comunque ci arriviamo. Quindi una terapia quando inizia il dolore, da prendere il più precocemente possibile, questa noi la definiamo terapia per l'attacco. Quando invece abbiamo, come ci dicono le linee guida di trattamenti internazionali, cioè in cui abbiamo un'emicrania cosiddetta episodica, cioè che è costituita da attacchi ricorrenti di mal di testa, però è sotto i 4 giorni al mese, noi dobbiamo dare solo un buon farmaco sintomatico ai nostri pazienti, cioè che sia rapido ed efficace. Quando invece poi i mal di testa aumentano come frequenza o sono molto disabilitanti per il paziente, andrebbe fatta anche quella che noi chiamiamo terapia di profilassi, cioè vuol dire assumere dei farmaci o dei comportamenti o degli stili di vita o degli integratori, perché poi ci sono varie possibilità terapeutiche per un certo periodo, e ha lo scopo praticamente di ridurre in particolare l'intensità e la frequenza dei mal di testa, e questa è quella che noi chiamiamo terapia di profilassi. Fino adesso gli emicranici hanno assunto terapie di profilassi di tipo farmacologico riciclati da altre malattie. Mi spiego, cioè i farmaci che noi usiamo tradizionali, che sono
i beta bloccanti, gli antiepilettici e gli antidepressivi sono stati farmaci studiati per altre patologie che poi per caso è stato visto che funzionavano anche nell'emicrania, come per esempio i farmaci beta bloccanti, perché venivano utilizzati in ambito cardiologico, perché riducono il battito e la pressione. E i cardiologi si sono accorti che tante persone che avevano mal di testa, prendendo questo farmaco, non avevano più mal di testa. Poi da qui sono partiti anche degli studi clinici che ne è stata validata l'efficacia. Come pure gli antiepilettici che oggi noi utilizziamo, come il topiramato o il pregabalin, erano studiati per l'epilessia e poi si sono rivelati efficaci anche nell'emicrania. Quindi queste sono le terapie farmacologiche di profilassi cosiddette tradizionali. Negli ultimi 2 anni c'è stata una rivoluzione nella rivoluzione, cioè per la prima volta l'emicrania ha avuto dei farmaci studiati per questa patologia, che sono i nuovi anticorpi monoclonali contro l'emicrania, che sono delle molecole studiate su un'ampia popolazione, circa 8.000 pazienti in fase preclinica, e che in Italia sono stati introdotti recentemente, cioè nel luglio scorso, se c'è anche la diapositiva. La nostra agenzia italiana per il farmaco, l'AIFA, è la diapositiva numero 19, lo dico per il nostro regista, che così può mandare. Sì, così ne parliamo subito, direttamente. Sì, questi sono i nuovi anticorpi monoclonali, cioè sono l'erenumab, il fremanezumab e il galcanezumab. Questi 3 tipi sono in commercio in Italia. L'eptinezumab invece è in commercio in America e ancora in Italia non è arrivato. Questi sono i 3 anticorpi monoclonali che abbiamo a disposizione praticamente nel Veneto, diciamo dall'ottobre scorso. Questi farmaci come agiscono? Agiscono come dei cecchini in particolare. Agiscono contro una sostanza che si chiama CGRP, che è l'acronimo inglese del peptide collegato al gene della calcitonina. Che cosa fa questo peptide? Diciamo che questo peptide ha un ruolo importante nello scatenare e nel mantenere l'attacco emicranico. Questo facendo dilatare i vasi delle meningi e, diciamo, detto in parole molto semplici, spianando le vie del dolore, facendole diventare delle autostrade, di modo che il dolore divampa e devasta. Quindi sicuramente questa sostanza agli emicranici non fa molto bene, tant'è vero che nelle giugulari dei pazienti emicranici questo CGRP è molto elevato. Quindi si è deciso di andare a formulare dei farmaci specifici per quello che noi conosciamo dell'attacco emicranico. Gli anticorpi monoclonali, che non sono altro che delle grandi proteine degli anticorpi, vanno praticamente come dei cecchini a bloccare o il CGRP, cioè proprio questo piccolo peptide, o il suo recettore. Perché? Perché il CGRP, se lo possiamo paragonare a una chiave, entra nel suo recettore, che è la serratura, e divampa l'attacco emicranico, almeno un meccanismo che sta alla base dell'emicrania. Quindi noi, se andiamo a bloccare la serratura, e in questo caso è l'erenumab, o blocchiamo il CGRP, che lo fa il fremanezumab, il galcanezumab e l'eptinezumab, noi andiamo a bloccare questo meccanismo. E quindi, non entrando più la chiave nella serratura, non c'è più l'autostrada per il dolore, quindi si riducono gli attacchi, sia gli attacchi di dolore, di emicrania, che non abbiamo ancora avuto tempo di definire, ma che sono appunto questi attacchi ricorrenti di dolore pulsante a metà testa più o meno. Quindi si riduce sia l'intensità che la frequenza di questi attacchi.
vengono somministrati sottocute, cioè sono delle piccole iniezioni già pronte che si fanno sulla coscia, più o meno una volta al mese, l'Erenumab una volta ogni 28 giorni, e sono farmaci che noi stiamo incominciando ad utilizzare, ma veramente molto ben tollerati e anche con una buona efficacia. Ecco, magari tra poco parliamo anche chi li può utilizzare, certo. No? Lo diciamo, però vedo, mi segnalano dalla regia che abbiamo anche un'altra telefonata, allora sentiamo intanto chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Prego signora, chi parla? Sì, sono Bortolozzo Maria Teresa. Volevo domandare per i giramenti di testa cosa che si può fare. I capogiri è un'altra cosa, ma magari la dottoressa può aiutarla. Grazie signora, buongiorno. Il capogiro, sì, il capogiro a volte può essere, diciamo, può precedere anche l'emicrania, può essere una forma di aura, oppure può essere quello che noi chiamiamo un equivalente emicranico. Spesso gli emicranici, anziché avere degli attacchi dolorosi, a volte hanno degli attacchi ricorrenti di vertigine che hanno più o meno la stessa durata dell'attacco emicranico, che è tra le 4 e le 72 ore. Ci sono dei farmaci specifici per l'emicrania, però poi la terapia ovviamente deve essere personalizzata, si deve valutare un po' tutto l'insieme del paziente, insomma. Chiaramente capire anche da che cosa capire se effettivamente è un equivalente emicranico, oppure la vertigine può avere un'altra causa, perché non è l'unica l'emicrania. Certo. Allora, un attimo di pubblicità ancora, restate con noi, a tra poco. Questo sì. Eccoci, allora siamo nuovamente in diretta con la dottoressa Fortunato per parlare di emicrania. Abbiamo già un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Treviso e mi chiamo Ornella. Sì, prego. Senta, io volevo chiedere alla dottoressa gentilmente, io chiamo per mezzo di mia figlia, perché mia figlia ora sta lavorando. Allora, mia figlia ha 28 anni e soffre da parecchi anni di mal di testa. All'inizio è iniziato con un Brufen 600 dove qualcosa faceva e poi fa fin là. Ha iniziato ora con Imigran 50 mg, che però a volte non passa, e le deve prendere il Toradol, quello sottolinguale, diciamo. Quindi io volevo sapere dalla dottoressa quale farmaco può prendere sta ragazza. È un insegnante, dunque tutto il giorno con i bambini, confusione, e però deve tener conto che soffre di cervicali. Ecco, allora. Ultimamente. Allora, grazie signora. La signora mi dà lo spunto per dire alcune cose importanti. Allora, l'emicrania è una malattia cronica che ha anche, noi conosciamo, una storia naturale. C'è una diapositiva in cui praticamente all'inizio, all'esordio, che di solito è l'età adolescenziale, si hanno poche crisi, sono sporadiche, magari una al mese o anche meno, e sono anche molto responsivi alla terapia, cioè come diceva la signora, il Brufen e passa. Andando avanti con gli anni, o anche con fattori, diciamo, stressanti, aumenta sicuramente la frequenza, non c'è più una risposta ai farmaci, soprattutto a questi antinfiammatori. Poi infatti la figlia prendeva l'ibuprofene, che è un farmaco, diciamo, generico antinfiammatorio, poi è passata a un farmaco più specifico che è l'Imigran, che è un triptano. I triptani sono dei farmaci usati per la terapia per l'attacco, che sono stati anche questi una vera e propria rivoluzione negli anni 90, perché all'inizio si usavano solo antinfiammatori che vanno bene per qualunque tipo di dolore, dal mal di denti al mal di schiena, oppure si utilizzavano gli ergotaminici come il Caffergot, il Virdex, che però erano farmaci efficaci perché danno vasocostrizione, ma con molti effetti collaterali.
negli anni 90 è uscito un farmaco specifico proprio per l'emicrania, il primo è stato l'Imigran, e poi se ne sono sviluppati altri. In Italia ci sono in commercio 6 molecole, che anche questi sono farmaci specifici per l'emicrania, quindi servono solo per questo tipo di mal di testa e non per altre cefalee primarie, come può essere la cefalea tensiva, quella in cui si ha più un peso, un cerchio, che però non c'è nausea, non c'è vomito, non c'è fastidio alla luce, ai rumori. O come nella cefalea a grappolo, che è una cefalea molto rara, sempre una cefalea primaria, però colpisce prevalentemente gli uomini e solo un triptano funziona in questo caso. Ecco, qui abbiamo anche appunto delle slide, no? Sui vari tipi di cefalea, la numero 4, poi magari la numero ne possiamo 5, parlare. che così magari intanto dalla regia possono far vedere. Quello che è importante adesso, la signora sta prendendo un farmaco specifico per l'emicrania, però deve essere assunto anche in modo corretto. In modo corretto che cosa significa? Significa che il farmaco per l'attacco va assunto il più precocemente possibile. Io paragono l'attacco emicranico come a un temporale. Cosa succede? Che prima che inizi a piovere incominciamo ad avere dei segni, c'è il vento, c'è le nubi, si addensano, così anche l'emicranico, prima che arrivi il dolore, ha dei segni cosiddetti premonitori che ognuno conosce o che impara a conoscere, difficoltà a concentrarsi, voglia di dolce, una sensazione di stanchezza, un malessere che inizia alcune ore prima che compaia poi il dolore. Tutte le linee guida internazionali ci dicono che noi dobbiamo agire in questa fase, cioè in questa fase che noi chiamiamo prodromica, cioè prima che compaia il dolore, non è questa, prima che compare il dolore bisogna assumere il farmaco. Bisogna assumere il farmaco innanzitutto quindi precocemente. Secondo, a dosaggio pieno, cioè inutile dire ne prendo metà perché non voglio prendere tanti farmaci che tanto dopo si riprendono con l'interesse. È la diapositiva quella con l'orologio sto dando delle indicazioni. Stiamo cercando allora. Quindi prego. Il farmaco va assunto il più precocemente possibile a dosaggio pieno. Eccola qui, la numero 14 allora per la nostra regia, esatto, eccola qua, l'abbiamo trovata. Usando una via di somministrazione adeguata. Che cosa voglio dire con questo? Cioè che se io ho già nausea oppure mi sveglio dal dolore per cui non riesco a capire i segni diciamo premonitori, ma quando sono svegliata dal dolore emicranico che mi batte, mi martella le tempie, è già troppo tardi, c'è già una sensazione di nausea, è inutile che io prendo il farmaco per via orale, devo utilizzare un'altra via di somministrazione che può essere per esempio lo spray nasale, l'Imigran è uno dei triptani che c'è in questa formulazione, devo utilizzare una fiala sottocute per esempio, una supposta, quindi in base a come si presenta il dolore io devo utilizzare una via di somministrazione. Inoltre un'altra cosa importante è che il farmaco per l'attacco va assunto prima che si instauri quella che noi neurologi chiamiamo allodinia. A volte i pazienti ci dicono dottoressa, solo al pettinarmi, solo a sfiorarmi, il solo contatto mi fa dolore. Questo è un fenomeno per cui uno stimolo che non dovrebbe essere doloroso come quello tattile diventa doloroso. Quando c'è questa forma che noi chiamiamo di sensibilizzazione del sistema trigeminale diventa molto difficile trattarlo. Ecco perché la terapia d'attacco, insisto, va fatta il più precocemente possibile, addirittura nella fase prima che compaia il dolore pulsante. E questa è una cosa. L'altra cosa che dovrebbe fare la figlia della signora, che è fondamentale, deve tenere un diario, cioè anche banalmente scrivere sul calendario, capire quante volte c'ha il mal di testa al mese, che cosa ha utilizzato, quanto le dura, che effetto ha avuto dal farmaco che ha utilizzato.
Il diario è l'unico strumento diagnostico per diagnosticare una cefalea primaria, per diagnosticare l'emicrania, perché non esistono esami, TAC, risonanza, ecografie, esami di laboratorio. Non c'è un esame che ci dice se uno ha o non ha l'emicrania, o se ha l'emicrania che forma di emicrania ha. L'unica cosa è il colloquio, cioè l'osservazione del paziente, quello che noi chiamiamo anamnesi, c'è una serie di domande che facciamo al paziente. Da queste domande scaturisce una diagnosi, quindi il paziente dovrebbe in qualche modo imparare a fare un identikit un po' del suo mal di testa. Di qui il diario, no? L'importanza di scriversi e di segnare tutto. L'importanza di scriversi, perché la capacità diagnostica del medico dipende da quanto il paziente è in grado di descrivere il suo mal di testa, da quante informazioni è in grado di poter dare. Quindi se la figlia della signora incomincia ad annotarsi un po' come sono questi attacchi, dopo quanto tempo funziona il farmaco, oppure se non funziona, quanto le durano, di che intensità sono, bastano anche poche cose e dopo un po' contatta il suo medico. Ed eccoci nuovamente in diretta, appunto stiamo con la professoressa Marianna Fortunato, stiamo parlando di cefalea e di emicrania. Abbiamo un'altra telefonata in attesa, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, io chiamo da Monselice. Pronto? Sì, prego, prego. Io chiamo da Monselice in provincia di Padova, mi chiamo Sandra. Sì. Mi riconosco in tutto quello che dice la professoressa. Anche oggi, tanto per cambiare un mal di testa, io ho 20 episodi al mese di mal di testa, il mio calendario è zeppo, ho fatto di tutto. Ho incominciato con l'ibuprofen, ma è 40 anni che lo soffro il mal di testa. Di conseguenza ho fatto di tutto, sono stata nei centri cefalee, di tutto, di più, ho fatto di tutto. Mi interessava sapere se la terapia dei monoclonali che parlava la professoressa hanno controindicazioni con il vaccino Covid, che non ho nessuna intenzione di fare visto il mio continuo mal di testa e finora fortunatamente non sono stata positiva. E dove devo rivolgermi per chiedere questa terapia, questi monoclonali? Sì, ecco, allora adesso la dottoressa risponde. Vorrei una premessa sul vaccino, credo che non ci siano interazioni comunque tra i due farmaci, no dottoressa? No, assolutamente, confermo, non c'è nessuna interazione tra il vaccino e gli anticorpi monoclonali, che come ho detto sono delle proteine che produce anche il nostro organismo, che in questo caso vengono assunte dall'esterno e che fanno questi come cecchini al CGRP, quindi non sono note interazioni col vaccino, per cui se la signora vuole il vaccino lo può fare tranquillamente. La signora, avendo tutti questi attacchi di mal di testa al mese, si configura come un'emicrania cosiddetta cronica, cioè quelle noi definiamo croniche quelle emicranie in cui ci sono più di 15 giorni di cefalea al mese per almeno 3 mesi. Posso dire solo questo, che dai dati che noi abbiamo di efficacia degli anticorpi monoclonali sappiamo che il 40% di persone che hanno questa emicrania cronica possono vedere dimezzati i loro giorni di mal di testa, mentre chi ha un'emicrania cosiddetta episodica, cioè meno di 14 attacchi giorni di cefalea al mese, il 60% di questi pazienti vede dimezzato il suo mal di testa. Quindi sono dei risultati molto importanti. Sono dei risultati assolutamente importanti che le terapie di profilassi tradizionali non hanno questi dati. Inoltre le terapie di profilassi tradizionali hanno anche tanti effetti collaterali, mentre gli anticorpi monoclonali sono assolutamente ben tollerati, danno qualche stitichezza segnalata, ma una cosa molto lieve, e qualche reazione sul sito di iniezione che, come vi ho già come ho detto prima, sono sottocute. Quindi la signora potrebbe essere una candidata agli anticorpi monoclonali.
se ha fatto determinate cose, perché come vi dicevo l'AIFA, visto che sono farmaci anche molto costosi, ha definito a luglio dell'anno scorso quali sono i centri che li possono prescrivere. Ecco, possiamo far vedere, no? Le tabelle sono dalla vendita, ecco qua, infatti. Esatto, no? C'è una prescrizione, perché questi anticorpi costano circa 700 euro a fiala, viene fatta una fiala ogni mese circa per un anno, quindi ma sono rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale. L'AIFA ha identificato quali sono i soggetti che possono avere la rimborsabilità e quindi avere il farmaco gratis, farmaco che non si trova nelle farmacie territoriali ma viene dispensato direttamente in ospedale, dove nei centri cosiddetti prescrittori. La Regione Veneto ha individuato i centri prescrittori, che nel caso della nostra USL siamo Conegliano, la neurologia di Conegliano, Castelfranco, Treviso, la signora abita a Monselice, sicuramente a Padova è un centro prescrittore. Quindi solo alcuni centri possono prescrivere questi farmaci. Inoltre i pazienti devono avere determinate caratteristiche, e cioè avere un'età superiore ai 18 anni, quindi ci sono dei criteri, avere una diagnosi di emicrania o episodica con almeno 8 giorni di cefalea al mese o un'emicrania cronica come nel caso della signora. Inoltre devono avere questa cosa che vedete, MIDAS, è l'acronimo di una scala che vuole esaminare quella che è la disabilità che crea l'emicrania, perché in realtà nel giovane adulto l'emicrania è una delle prime cause di disabilità, è una patologia estremamente invalidante, perché se noi per esempio facciamo un banale esempio, se una paziente soffre dai 3 ai 5 giorni di mal di testa al mese, 3-5 attacchi, se andiamo a moltiplicarlo per un anno vediamo che sono 36-60 giorni di non vita o cattiva vita, quindi capite quanto impatta sulla vita dei pazienti, sulla loro vita sia lavorativa, affettiva, relazionale. Il MIDAS è una scala che va a misurare queste aree, quindi va a vedere quanti giorni la paziente ha perso di lavoro o ha reso meno a causa del mal di testa, quante volte le sue cose che fa in casa abitualmente è costretta a rinunciare, e anche quanto è costretta a rinunciare delle sue relazioni familiari, di svago, eccetera. Quindi anche l'impatto proprio sulla vita quotidiana. Esatto, insomma, diciamo che lì si traduce in un numero quella che è la disabilità legata alla malattia, e la scala deve essere superiore a 11. Inoltre il paziente deve aver fallito già almeno 3 tipi di profilassi tradizionale, quindi deve aver già assunto in passato o un beta bloccante, di solito l'Inderal, propanololo, o un antiepilettico come il topiramato, o un antidepressivo come l'amitriptilina e la Roxil, che sono tutti nomi che gli emicranici sicuramente conoscono. Oppure nel caso della signora deve aver provato anche la tossina butulinica, che poi insomma se volete ne possiamo parlare, che consiste in una terapia in cui viene iniettata in particolari siti del capo il Botox, la tossina butulinica, ed è indicata solo per l'emicrania cronica, quindi solo per quei pazienti che hanno più di 15 giorni di mal di testa al mese. Se un paziente ha fallito queste terapie o non le ha tollerate, può essere eleggibile a una terapia con anticorpi monoclonali. Poi esistono anche, la diapositiva successiva, delle controindicazioni, cioè se ci sono pazienti che hanno una malattia cardiologica, ecco qui c'è l'età, chi fa uso di oppioidi e barbiturici per più di 4 giorni al mese
è controindicato, chi ha avuto patologie cardiache importanti come un infarto, coronaropatie, bypass, ma anche neurologiche, ictus, TIA, TIA sta per attacchi ischemici transitori, oppure ha avuto eventi tromboembolici o ha un'ipertensione non controllata dalla terapia. Queste sono le controindicazioni per gli anticorpi monoclonali. Se invece il paziente è eleggibile, il centro prescrittore farà una scheda AIFA, perché l'AIFA, che è adesso molto conosciuta, che è la nostra agenzia italiana per il farmaco, facciamo una scheda di prescrivibilità, sono farmaci sottoposti al monitoraggio della nostra agenzia. Quindi con questa scheda va nella farmacia ospedaliera e può avere il farmaco. Solitamente viene educato all'autosomministrazione, perché è una banale puntura sottocute dall'infermiere dedicato, e poi può fare la terapia. Dopo 3 mesi l'AIFA ci dice: devi rivalutare il paziente, è migliorato? Ha avuto un miglioramento di almeno il 50% dei suoi mal di testa, cioè quella scala Midas, quella di disabilità, si deve ridurre di almeno il 50%, altrimenti l'AIFA dice: questo non è un paziente che risponde e quindi non ha senso continuare questa terapia. Se si riduce del 50% il paziente continua, viene rivalutato a 6 mesi e poi verrà a 6 mesi, se si mantiene ovviamente il beneficio, continua con la terapia per un periodo massimo di 1 anno. Questo periodo massimo è dettato più da problemi di farmacoeconomia, perché ovviamente il paziente che sta bene vorrebbe anche continuare, però per il momento dopo 1 anno, quando si è consolidato in qualche modo il miglioramento, si fa un'interruzione. Un'interruzione che l'AIFA dice di almeno 3 mesi. Se dopo 3 mesi il paziente che viene rivalutato dal suo neurologo, dal centro prescrittore, esistono ancora i criteri per essere eleggibile a questa terapia, potrebbe anche continuare. Questo ecco, mi sorge una domanda, dobbiamo chiudere tra poco, quindi proprio un flash, sì. Ma quindi questi farmaci così innovativi, questi anticorpi monoclonali, hanno un effetto sui sintomi oppure anche curano, nel senso che poi uno può sperare di essere, diciamo, non dico guarito per sempre, ma insomma di non averne più bisogno dopo? Beh, diciamo che sicuramente è una terapia preventiva, i benefici consolidati di solito tendono a mantenersi nel tempo, però parliamo di una malattia cronica che ha un andamento variabile e che quindi si può parlare di remissione della sintomatologia, ma certamente non di guarigione. Inoltre, visto che siamo in conclusione, vorrei anche dire un ultimo messaggio, cioè che sicuramente questi anticorpi stanno rivoluzionando in meglio ovviamente la vita degli emicranici, però dobbiamo tener conto una cosa, che l'emicrania è una malattia che nasce nel cervello e che fiorisce nella psiche e che praticamente viene alimentata anche dall'ambiente che ci circonda, ambiente interno, quindi le nostre emozioni, le cose ormonali, e l'ambiente esterno. Quindi tutti gli stress fisici, psichici, ormonali, il ritmo sonno-veglia. L'emicranico è quello che se dorme poco ha il mal di testa, se dorme troppo ha il mal di testa. Cioè tutte queste cose devono essere tenute in considerazione. Quindi l'approccio al paziente deve essere globale, cioè dobbiamo vedere il paziente, la sua emicrania e quello che gli sta intorno. Poi anche sicuramente farmaci efficaci e sicuri come quelli che adesso abbiamo a disposizione. Certo, è stata chiarissima, dottoressa, io la ringrazio davvero per questa spiegazione così puntuale e semplice da capire anche per tutti noi, insomma, che medici non siamo. Grazie dunque alla dottoressa Marianna Fortunato, grazie a tutti voi telespettatori per averci seguito, naturalmente buon proseguimento con i nostri programmi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo, arrivederci.
Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. La perturbazione giunta nel weekend abbandona lentamente l'Italia. Martedì 13 aprile causerà ancora un diffuso maltempo, ma la situazione andrà migliorando. Nel dettaglio, sul Veneto cielo molto nuvoloso, con piogge ovunque, localmente anche forti in mattinata. Col passare delle ore rimarrà qualche residuo fenomeno. Entro sera via via più asciutto dappertutto. Venti a tratti tesi da nord-est. Temperature nuovamente in sensibile calo, si potrebbe dire che vivremo un ennesimo stop alla primavera. Minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime tra 8 e 12 gradi all'incirca. Stesso scenario se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, precipitazioni al mattino che andranno ad esaurirsi dal pomeriggio. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 9-12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui inizialmente rovesci ovunque, a seguire sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime intorno a 2-3 gradi, massime sui 12 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e San Donà di Piave.